edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Come sempre rigorosamente siamo in diretta. Oggi è venerdì 27 gennaio, oggi è il giorno della memoria, il giorno in cui i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti ed è un giorno in cui tutto il territorio cerca di ricordare che cosa è stato attraverso le grandi testimonianze dei sopravvissuti, ma anche attraverso l'impegno della politica e delle istituzioni. Faremo diversi collegamenti oggi per parlare del giorno della memoria, lo faremo da diversi punti di vista, il punto di vista appunto della politica, di chi è riuscito a sopravvivere a quell'orrore. Andremo sui territori per vedere come stanno celebrando questa giornata così importante per ricordare, ma soprattutto per guardare al futuro. E allora partiamo con Treviso, siamo alla caserma Cadorin, lì per noi c'è Lina Paronetto con Nicoletta Rizzetto. Lina, buongiorno. Eccoci con il sindaco di Treviso, Mario Conte. Tra pochi minuti, se non sbaglio, Lina, inizia la cerimonia. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in diretta dalla caserma Cadorin sulla Feltrina a Treviso per la deposizione della corona d'alloro alla lapide commemorativa che ricorda i prigionieri civili e di guerra internati in quello che viene conosciuto normalmente come il campo di concentramento di Monigo. Qui purtroppo appunto durante la seconda guerra mondiale vennero internate centinaia di persone, ci furono purtroppo parecchie vittime e parecchi bambini. Stiamo attendendo, oltre alle varie autorità, anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha dato la sua adesione a questa cerimonia. Siamo col sindaco, come ben dicevi, Mario Conte. In questa giornata Treviso non ha dimenticato questa realtà che conserva nel cuore, questa realtà di dolore e di sofferenza. No, assolutamente. Tra l'altro quest'anno, a differenza degli altri anni, andremo ad installare anche a Sant'Artemio le pietre d'inciampo, perché grazie all'Istresco, a Francesca Meneghetti e a Amerigo Manesso, quest'anno andiamo oltre i numeri che sono e rappresentano le atrocità, no, della Shoah, però quest'anno andiamo a parlare, a raccontare delle persone, e quindi ogni numero corrisponde a una persona, a una storia, a del dolore, a morte, e quindi abbiamo voluto davvero fare un passo in avanti. Mi fa piacere ricordare che questa è un'iniziativa che nasce da un confronto e da una discussione in Consiglio Comunale, poi all'unanimità abbiamo deciso di celebrare questo giorno della memoria con l'installazione delle pietre d'inciampo che, come richiamava Liliana Segre, sono delle sorte di tombe dove ognuno di noi si deve fermare per ricordare, per non dimenticare. Ecco sindaco, per cui è una giornata particolarmente importante, vediamo tante autorità riunite, una giornata che assume quest'anno con una guerra in corso vicino a casa nostra, purtroppo magari anche un significato ancora più pregnante. Sì, perché parliamo di giornata della memoria quando nel presente stanno succedendo praticamente le stesse cose. Siamo nel 2023 e a pochi centinaia di chilometri da qui, in Ucraina, c'è un popolo che sta subendo un'aggressione militare, ci sono bombe, carri armati, morti civili, morti militari, e quindi segno che è giusto ricordare la memoria, però evidentemente l'umanità non ha ancora ben capito cosa significhi la parola pace, e su questo noi dobbiamo continuare a lavorare da un punto di vista culturale, investendo nelle future generazioni, nei più piccoli, che vivono in pace fin dal primo giorno della nascita. Evidentemente gli adulti sono coloro che generano ancora conflitti nel mondo, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad investire sulla pace. Ci sarà appunto tra poco l'arrivo del ministro Nordio, l'abbiamo visto ieri protagonista di un incontro con la Premier Meloni sulla riforma della giustizia. Qual è il suo auspicio su questo fronte? Ma insomma, la fiducia e la stima nei confronti del ministro Nordio, che tra l'altro conosce molto meglio di molte persone che in questi giorni stanno commentando il tema della giustizia, delle intercettazioni, e quindi io credo che sia giusto mettere mano a questa riforma. Ovviamente va fatta con competenza, con attenzione e sensibilità, tutti elementi che il ministro Nordio garantisce, e credo che sia il primo ad essere aperto a un confronto tra tutti coloro che di questo tema hanno un'estrema competenza. Quindi io sono convinto che le intercettazioni siano uno strumento molto importante, soprattutto quando si parla di temi come quello che abbiamo visto, l'arresto del boss della mafia. È altrettanto vero che la gestione dell'informazione e della divulgazione di queste intercettazioni poi deve essere regolamentata, perché non deve essere strumentale e contro le figure.
Grazie al sindaco Mario Conte. Anna, se non ci sono domande da studio noi ti restituiremo la linea in attesa che cominci la cerimonia. Sì, grazie Elina, grazie. Allora buona cerimonia ovviamente, buona giornata della memoria, arrivederci. Grazie anche al sindaco di Treviso Mario Conte. Abbiamo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Buongiorno segretario, che tra l'altro questa mattina ha fatto un bel intervento sul Gazzettino proprio dedicato al giorno della memoria. Intanto ben ritrovato. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Sì, oggi è un giorno particolarmente importante, lo avete ricordato anche nel servizio, e si chiama Giorno della Memoria, ma si rivolge al futuro, al futuro nostro, al futuro delle nuove generazioni. Dobbiamo ricordare le vittime di quella tragedia dell'umanità, dobbiamo fare in modo che chi è sopravvissuto, penso alla senatrice Liliana Segre e ad altre importanti figure, possa continuare a raccontare, e bisogna che tutti quanti noi e più giovani ne prendiamo il testimone, perché la banalità del male è sempre in agguato e noi dobbiamo fare in modo che situazioni di questo genere non solo non si ripetano più, ma che nessuno possa considerare il male come qualcosa di inevitabile, come qualcosa di cui non occuparsi, come qualcosa rispetto a cui girarsi dall'altra parte. Senta segretario, ho letto con attenzione il suo intervento ed è importante anche che la politica oggi decida di intervenire. Abbiamo visto, prima eravamo in collegamento con Treviso, ieri lo siamo stati con Venezia per le varie manifestazioni che ci sono, perché come ha detto lei il rischio è quello dell'indifferenza ed è un rischio che purtroppo è davvero dietro l'angolo, perché lo stiamo vedendo anche con la guerra in Ucraina, ne abbiamo parlato, l'abbiamo seguita per i primi mesi, abbiamo seguito la storia degli sfollati e sembra quasi che stiamo rischiando di abituarci a queste notizie e il confronto anche in questo periodo si è un po' cristallizzato su questi temi. Che cosa ne pensa e da dove partire secondo lei per rialzare un po' l'attenzione della politica anche su questo? Sì, lei diceva giustamente il rischio è quello dell'oblio, dell'indifferenza, e che succeda rispetto all'Olocausto, che diventi solamente, come ha detto la senatrice Liliana Segre intervenendo al Senato l'altro giorno, di qualche riga nei libri di storia. E invece noi dobbiamo continuare a mantenere quel ricordo, lo dobbiamo alle vittime, ma lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni, come un impegno per il futuro. E io penso che sia questa una giornata molto importante, densa di valori che dobbiamo ribadire, e che è stata istituita per legge nel 2000, ma certo la politica deve fare ancora e molto di più a partire dal mondo della scuola. E naturalmente lei ha ragione a dire tutto questo ci riporta con la nostra attenzione rispetto a quanto sta succedendo in Ucraina, e naturalmente la nostra posizione deve essere netta e chiara da questo punto di vista. Siamo a favore dell'Ucraina, bisogna fare ogni sforzo per poter fare in modo che si difenda, e questo è giusto e lo deve fare l'Italia e lo deve fare l'Europa, e dobbiamo evitare che continuino massacri e che si possa ristabilire una situazione di pace. Questo perché avvenga ha bisogno che la Russia smetta di fare guerra, c'è bisogno di una grande iniziativa internazionale per produrre il cessate il fuoco. Ecco, io penso che nella giornata di oggi sia questo l'impegno più pregnante che ciascuno di noi deve avere. Siamo ancora a rischio estremismi, segretario, li abbiamo visto in diversi exploit, anche insomma di diversi rami, ad esempio mi vengono in mente quelli dell'estrema destra, li abbiamo visti in diversi momenti. È ancora attuale chiedere di rinnegare il fascismo, perché questo è stato un dibattito che ha preso piede e continua a tenere piede anche negli ultimi mesi, anche con l'elezione del nuovo governo. Oggi Meloni ha detto la Shoah è l'abisso dell'umanità. Bene, l'abbia detto. Io penso che la nostra Costituzione, i valori che l'hanno determinata,
la lotta di liberazione che ha portato alla Costituzione abbia la propria origine dall'antifascismo e dalla volontà di liberare il nostro paese. Per questo che non ci possiamo girare dall'altra parte rispetto a situazioni analoghe in altri paesi, come altri non hanno fatto con noi. Sì, io penso che sia un dibattito ancora attuale, cioè non credo che in Italia ci sia il problema di un nuovo pericolo fascista. Penso però che bisogna sempre stare molto attenti nella nostra società a non arretrare dal punto di vista dei diritti, delle libertà personali, delle conquiste che si sono realizzate e contemporaneamente a fare in modo che l'intolleranza, l'odio, la mancanza di rispetto verso gli altri possano essere considerati come atteggiamenti possibili. Senta, oggi ci sarà anche il ministro Nordio a Treviso e ovviamente sta tenendo molto banco, no? La questione legata alle intercettazioni. Posso chiederle intanto il suo punto di vista in merito a questo tema, anche alla luce, no, di quanto importanti si stanno rivelando le intercettazioni? Ieri abbiamo dato la notizia della frode milionaria a capo di questa associazione a delinquere. C'erano 2 padovani, l'operazione delle Fiamme Gialle di Bolzano, ma coordinata con diverse procure di tutta Italia. Fondamentali sono state poi alla fine le intercettazioni per capire che cosa stava succedendo. Ma mi pare che il ministro Nordio sia stato in qualche modo chiamato al rapporto dalle premier Meloni e sia stato anche nei giorni scorsi diciamo oggetto di una discussione o comunque di dichiarazione all'interno della maggioranza. Io penso che il Ministro della Giustizia deve essere sempre molto attento quando parla di questi temi, perché riguardano anche questi, la libertà, la sicurezza di tutti i cittadini e come è stato ribadito da più parti, le intercettazioni sono fondamentali per ottenere determinati risultati. Quello che si deve produrre è che non ci sia un uso distorto delle intercettazioni, magari che riguardino persone che non sono indagate o aspetti che non riguardino un'indagine, ma che le intercettazioni siano fondamentali, questo mi pare emerga da parte di tutti, così come penso che ci sia un pilastro fondamentale della nostra democrazia che non possa essere messo in discussione, che è quello dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Ecco, un certo scontro con la magistratura che c'è stato negli ultimi giorni, prodotto anche dal Ministro della Giustizia, mi sembra che sia uno scontro da archiviare al più presto, nel rispetto dei ruoli. C'è un Parlamento, c'è un potere esecutivo, c'è un potere giudiziario e questo deve essere autonomo e indipendente. Senta, lei oggi sarà presente a qualche manifestazione sul territorio? Sì, ieri abbiamo avuto l'occasione di manifestare, di avere una seduta al Senato dedicata alla giornata della memoria e in queste ore con molti nostri aderenti stiamo partecipando a varie manifestazioni sul territorio. Io penso che sia giusto per chi ha una carica istituzionale, ha una carica politica e soprattutto crede alle cose che abbiamo detto fino a qui, essere presente e testimoniare l'attualità di quei valori e la necessità che essi vengano portati avanti, anzi rilanciati con forza. Guardi, a proposito di attualità, prima di lasciarla, le chiedo del caso Safilo, perché tra poco ci collegheremo anche con la nostra Tiziana Bolognani. La notizia è arrivata ieri sera, torna l'allarme a Longarone, a rischio oltre 500 posti, ma c'è anche un'identità di una vallata, di un paese che si è ricostruito anche attraverso il marchio Safilo, quindi attraverso il lavoro. Sono meccanismi quasi fisiologici, perché i modelli produttivi devono cambiare, perché cambiano anche gli investimenti. È importante salvare Safilo però, perché è l'identità di un territorio. Ma non c'è dubbio, sto prendendo informazioni, me ne sto occupando. Noi abbiamo sempre 2 esigenze fondamentali: la tenuta del sistema produttivo del nostro paese e la tenuta occupazionale, cioè non mettere per strada centinaia di persone e le loro famiglie
che si trovano improvvisamente a non poter esercitare il loro lavoro. Ce ne siamo occupati con un'altra azienda nei giorni scorsi, qui nel Veneziano, a Pianiga, e siamo intervenuti e stiamo intervenendo per fare in modo che si possa salvaguardare la produzione e, come dicevo, l'occupazione. Purtroppo vedo che il governo rispetto a queste cose è un po' assente, non sta incidendo realmente come dovrebbe. Vedo novità per esempio su Intel, cioè su un grande investimento che ci potrebbe essere. Vedo che ci sono polemiche quotidiane su un altro investimento che potrebbe esserci, quello della zona logistica semplificata, tutti contro il governo, regione, industriali, Camera di Commercio. Insomma, penso che sulle politiche industriali questo governo abbia detto e fatto poco, e allora questo è un momento in cui bisogna accompagnare anche le aziende in una fase di cambiamento produttivo, come lei diceva, di transizione ecologica e digitale, e per farlo bisogna avere le idee chiare, chiarezza che non vedo e che rischia di produrre molta confusione. Senta, di queste ore anche la notizia che c'è la possibilità che il presidente Luca Zaia possa ricandidarsi attraverso la modifica della legge per l'elezione dei governatori a seguito. Cosa ne pensa? È corretto? De Carlo ha anche detto, è giusto insomma, che i cittadini si esprimano e quindi non c'è alcun problema a poter ripresentare e quindi andare oltre la dinamica dei mandati. Cosa ne pensa? Ma guardi, per la verità al momento stiamo discutendo di nulla, perché ci sono delle notizie che sono state autorevolmente riportate anche dalla stampa locale, ma che non fanno riferimento a proposte, disegni di legge o qualcosa di certo. Non vorrei che facessimo l'ennesima discussione su qualcosa che poi non si realizza. E quando ci sarà l'occasione di avere qualcosa di concreto ne discutiamo. Non avevo dubbi che Zaia, nonostante tutto quello che ha detto nel corso degli anni precedenti, se si ripresenta questa occasione starà attaccato alla sua poltrona. Quello che io dico è che insomma dopo anni e anni di governo, vale per tutti, non vale per Zaia, cioè dopo 2 mandati che nel caso suo sono anche 3, forse, come avviene in tanti paesi, e come avviene già oggi nelle regioni per legge, introdurre un tetto al numero di mandati, al numero di anni in cui uno governa di seguito, è un fatto giusto in linea teorica e che io penso non dovrebbe essere intaccato. Però, ripeto, la volontà di Zaia, nonostante abbia detto tutto il contrario di tutto, anzi il contrario di questo, mi pare chiara. Quello che vorrà fare la maggioranza mi sembra tutto da vedere, e mi permetta di dire che nonostante le dichiarazioni ufficiali voglio ben vedere che Fratelli d'Italia e la Premier Meloni siano a favore di questo cambiamento. Al di là delle parole che vengono pronunciate, mi permetto di sollevare qualche dubbio. Potrebbe essere una battaglia tutta interna al centrodestra. Grazie per essere stato con noi, segretario. Buona giornata a lei, Andrea Martella. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci, arrivederci. Allora, torniamo al giorno della memoria. Ovviamente l'edizione di oggi non poteva non essere dedicata a questo. Vi facciamo vedere le immagini del servizio di Filippo Fois. Ieri torniamo al ghetto, la comunità ebraica di Venezia, con la celebrazione del giorno della memoria. Io non riesco a guardare, a leggere questi 246 nomi senza chiedermi perché, senza chiedermi come e senza chiedermi chi. Non sono morti per una zaffata di vento, non sono morti di raffreddore, sono morti sterminati. Da chi? Dal fascismo. 254 ebrei veneziani furono deportati nei campi di sterminio nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo 8 persone sopravvissero. I nomi dei 246 assassinati sono incisi nel monumento al campo del Ghetto Nuovo, davanti al quale il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, celebra la giornata della memoria accanto al presidente della regione Luca Zaia e al rabbino di Venezia, Alberto Sermoneta. È troppo facile perdonare, chiudere un capitolo di storia su cui non si è riflettuto, su cui nessuno ha detto io sono colpevole, io sono responsabile, nessuno è stato giudicato, nessuno è stato condannato. Ci sono
7.500 morti ebrei italiani, non si sa morti perché, a causa di chi li ha cacciati, chi li ha consegnati ai nazisti e chi li ha sterminati poi. Non si sa nulla. Sono 6 milioni le vittime complessive dell'Olocausto e di quanto accaduto in Italia in quegli anni, afferma con forza Calimani, non si è mai parlato sul serio nel nostro paese. Le parole del presidente della comunità ebraica veneziana sono state definite da segretario del Partito Comunista dal senatore mestrino di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Io questo non lo capisco. Deve essere appannaggio di tutti la libertà. E il fascismo deve essere espunto dagli ideali della nostra comunità, della nostra società e dalle nostalgie di chi ancora ha nostalgie per un periodo che è stato catastrofico per l'Italia. Non offendersi dicendogli se dice queste cose vuol dire che è comunista. A me di Stalin non mi interessa niente. Il giudizio della storia su Stalin, i Gulag, è già stato dato. Io sto parlando del regime che avevamo in Italia, non in Russia, non in Polonia, non in Ruanda, in Italia. Il nostro regime fascista. Dario Calimani, tra poco avremo con noi il vicepresidente della comunità ebraica ed Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale di Venezia, tra pochissimi minuti, ora in pubblicità, e poi torneremo a parlare di Giorno della Memoria. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria. Ringrazio e saluto Paolo Navarro Dina, vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia, per essersi collegato con noi. Paolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi telespettatori. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Paolo. Allora, se lei è d'accordo, guardiamo insieme il servizio sempre di Filippo Fois della giornata, dedicata alla giornata di ieri, con la celebrazione che c'è stata proprio presso la comunità ebraica, e poi lo commentiamo insieme. Quindi guardiamo il servizio. Possa il Signore proteggerli sotto le ali della sua provvidenza. Accanto al rabbino di Venezia, Alberto Sermoneta, e al presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, il presidente del Veneto, Luca Zaia, è arrivato al campo del Ghetto Nuovo di Venezia per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto, in occasione della giornata della memoria, assieme ad una foltissima delegazione di esponenti del Consiglio regionale. Dal presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti agli assessori Roberto Marcato e Cristiano Corazzari e un nutrito gruppo di consiglieri di tutti i partiti. Siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza alla comunità ebraica, siamo qui a testimoniare il fatto che la battaglia per la difesa dei diritti civili, per la difesa delle libertà, per il rispetto umano debba essere sempre una battaglia viva. Sulle parole del presidente della comunità ebraica di Venezia, che dopo un intervento alla Fenice ha sottolineato anche oggi come le vittime dell'Olocausto non siano morte per un raffreddore, ma siano state uccise dal fascismo, e la risposta del senatore mestrino di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, che le ha definite affermazioni da segretario del Partito Comunista, Zaia risponde così. Penso che il presidente della comunità ebraica abbia esposto, una riflessione che ovviamente si aggancia alla storia, e la storia è inconfutabile, è quella, punto, non c'è altro da aggiungere. Dopodiché la battaglia per questi valori deve essere una battaglia che non deve avere ovviamente connotazione politica, e questo l'ha detto anche il presidente Calimani, ed è una battaglia che deve essere di tutti noi, una battaglia di civiltà. Tra i consiglieri regionali c'è anche Luca Spavanetto, coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Venezia. Penso che parli quello che noi facciamo quotidianamente nelle amministrazioni, quindi in Consiglio regionale, in città metropolitana e nei comuni che amministriamo. Con la comunità ebraica non ci sono mai stati problemi da parte dei nostri amministratori, da parte di chi governa. Rispondiamo per le azioni che noi facciamo, non abbiamo pregiudizi e le polemiche sono inutili, soprattutto in questi giorni. Paolo Navarro Dina, eccoci qui. Vorrei partire con il commentare insieme a lei, no? Questa dialettica Zaia Speranzon, e comunque capire con lei se davvero la battaglia della civiltà è una battaglia di tutti in questo momento. Beh, senz'altro è una battaglia, come è stato riferito, inconfutabile. È una battaglia di libertà, di democrazia, di rispetto, di conoscenza di quella che è stata la storia, perché ciò non avvenga, come ci ricorda Primo Levi, non avvenga più, e quindi di conseguenza il nostro messaggio è proprio questo: mantenere viva la fiaccola del ricordo, della memoria, e naturalmente contro ogni tipo di discriminazione, di antisemitismo e di razzismo.
È capitato di vedere anche a noi giornalisti, no? Di dover raccontare episodi di saluto romano, magari da parte di alcuni politici, non parlo di politici veneti, ma magari politici romani, e vedere come poi alla fine queste esternazioni non vengano punite se non attraverso l'agonia mediatica dell'opinione pubblica, ma poi sostanzialmente è un paese che ancora ci rende liberi, troppo liberi, secondo lei, di poter fare esternazioni di questo tipo? Guardi, il presidente Calimani lo ha detto anche recentemente alla Fenice. Noi siamo rimasti, noi comunità ebraica italiana e veneziana, siamo rimasti ovviamente molto meravigliati delle ultime decisioni della magistratura a proposito di quell'episodio avvenuto a Predappio, quella signora che andò in giro con la maglietta con scritto Auschwitzland. E in quel caso noi sappiamo che è stata assolta. È chiaramente un episodio che ci lascia molto perplessi e amareggiati, insomma, ecco, perché fare apologia di reato in questo modo ovviamente ci ha preoccupati. E allora che cosa possiamo... Ovviamente che queste cose venissero condannate, ci fosse appunto un momento di riflessione comune, insomma, ecco. Oggi il ghetto si apre alla città, voi avete fatto diverse manifestazioni in questi giorni, l'ha ricordata lei, quella al Teatro La Fenice, poi quella di ieri, poi la posa delle 24 pietre d'inciampo, un momento particolarmente importante, particolarmente sentito. C'erano i ragazzi con voi, perché poi sono loro, no, che dovranno testimoniare la verità e testimoniare quanto è accaduto, che potranno soltanto leggerlo sulle pagine dei libri. Guardi, siamo, devo dire, molto, molto contenti, siamo orgogliosi dell'operazione delle pietre d'inciampo, perché nel corso di questi anni, dal 2014 ad oggi, dove abbiamo cominciato a mettere le prime pietre, abbiamo visto un grande entusiasmo da parte dei giovani che con interesse vengono a questo tipo di manifestazione. L'interesse che poi è declinato anche nell'adozione di queste pietre, intere scolaresche o gruppi di persone, ragazzi, decidono di adottare queste pietre che sono il significato più intimo, diciamo, della Shoah veneziana. Siamo veramente, se possiamo dire, contenti di questo moto collettivo che in qualche maniera ci consente anche di andare avanti per i prossimi anni. Dal punto di vista organizzativo, il Comune di Venezia, per quanto riguarda Venezia, la posa delle pietre ci aiuta molto, e quindi riusciamo in qualche maniera a garantire un circolo virtuoso che consente ai giovani di vedere da vicino e di conoscere da vicino questa storia recente che spesso non è raccontata nel percorso scolastico. Paolo, le chiedo di attenderci pochi minuti perché a Venezia in realtà devo restare, perché questa mattina c'è l'assemblea di Confindustria e diverse istituzioni hanno raggiunto ovviamente la laguna, e per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi. Vorrei un attimo fare il punto con Anna Maria, poi siamo da lei e stiamo in attesa di collegarci anche con Ermelinda. Anna, buongiorno. Siamo da te. Buongiorno Anna, come vedi è ancora in corso il convegno di Confindustria che si tiene qui a Venezia con il titolo Transizione e sviluppo, il futuro dell'UE e delle regioni. Al centro del dibattito naturalmente l'autonomia differenziata. Se ne sta parlando adesso sul palco, vediamo con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che si dice contrario a tutte le 23 modifiche della Costituzione proposte dal ministro degli affari regionali. Qui vediamo con lui sul palco Roberto Calderoli, favorevole naturalmente invece a questa autonomia differenziata proposta da Calderoli il presidente del Veneto Luca Zaia, seduto accanto a Vincenzo De Luca, contrario invece per alcune delle voci Enrico Carraro, seduto accanto al ministro Calderoli, cioè il presidente degli industriali del Veneto. Adesso qui si sta trattando la questione anche da un punto di vista
vista di progettualità tra istituzioni e imprese. E non soltanto questo è il tema all'ordine del giorno del convegno, ma tantissimi altri anche a margine, e cioè che riguardano la questione di Santa Maria di Sala con la questione tangenti. Ne ha parlato poco fa il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto anche sulla questione tassa di imbarco, in polemica ma non volutamente, dice, con Save. Io vado avanti per la mia strada, ha detto Brugnaro, e così la tassa di imbarco si terrà a partire dal 1° di aprile. Insomma, tantissimi i temi. Sarebbero dovuti intervenire altri 3 ministri, ma la loro assenza è stata giustificata per altri impegni istituzionali, e cioè Raffaele Fitto e quindi il ministro dell'ambiente, e sono intervenuti con un saluto presentato sul maxi schermo. Se non hai altre domande da studio, Anna, ti restituisco la linea per raccogliere altre interviste. Avremmo voluto avere degli ospiti con noi, ma come vedi sono tutti seduti sul palco e altri appunto volevano essere presenti qui in sala per sentire gli interventi, in particolare sulla questione autonomia differenziata. Se hai domande tu da studio, sono qua. Anna Maria, grazie. No, siamo a posto. Eventualmente non esitare a chiederci la linea più tardi se avrai qualche ospite con te. Noi intanto andiamo avanti, ma siamo ovviamente in onda fino alle 14:30. Grazie Anna Maria Parisi. Chiedo alla regia di monitorare invece Treviso perché starebbe parlando il ministro della giustizia Carlo Nordio. Era la celebrazione del giorno della memoria alla caserma Cadorina. Eventualmente se riusciamo a mandarlo in onda poi fatemi sapere. Intanto saluto Ermelinda Damiano, buongiorno, presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Grazie Ermelinda per averci raggiunto. Ci sente bene? Buongiorno. Eccola. Sì, vi sento, grazie. Allora, io mi scuso perché potrebbe esserci il ministro Carlo Nordio in onda tra pochissimo, per cui se dovessimo averlo vi chiedo la cortesia davvero di attenderci pochi minuti. Torniamo a Treviso, poi saremo da voi. Ermelinda, tu hai coordinato, eccolo qua, ce l'abbiamo. Scusatemi un attimo che ascoltiamo Nordio e poi sono da voi. Non rimane nulla, perché quando se ne andarono le SS distrussero praticamente tutto, e quando arrivarono i russi che liberarono il campo di concentramento, completarono la distruzione di questo campo, di cui oggi rimane soltanto una baracca, e vicino, nel campo di concentramento di Auschwitz I, sapete che Auschwitz era costituito da 3 campi di sterminio. Auschwitz I, dove c'erano le baracche, le caserme, Auschwitz II, cioè Birkenau, che era un campo di vero e proprio sterminio, ed Auschwitz III, Monowitz, dove tra l'altro lavorò Primo Levi, che poi ne scrisse le memorie. Nel campo di Auschwitz I vi è il patibolo dove fu impiccato Rudolf Höss, che era il comandante di Auschwitz. E questo ci ricorda che accanto alla cattiveria, alla malvagità umana, vi è alla fine anche la giustizia. L'altro giorno noi abbiamo, con una solenne cerimonia, commemorato in chiesa a Santa Maria degli Angeli a Roma la reliquia insanguinata del mio collega Livatino, che è stato dichiarato beato e che prima di morire davanti ai suoi assassini manifestò loro il perdono. Per questo è stato beatificato. Quella alla quale abbiamo assistito non era una cerimonia laica come quella che avevamo celebrato un paio di mesi prima per Falcone e Borsellino a Palermo, ma era una vera e propria consacrazione religiosa di un magistrato che perdonò i suoi assassini proprio un attimo prima di morire. Io non lo so se avremo il coraggio di perdonare quelli che hanno commesso questi crimini
che confliggono contro qualsiasi senso non solo di umanità ma anche di razionalità, perché la macchina di sterminio che fu posta in essere dalle SS, dalla Gestapo, dal Sicherheitsdienst e da tutto l'apparato nazista fu una macchina che per la sua efficienza e per la sua complessità riuscì a concentrare una quantità di malvagità e di assassini quali mai si era visto nel catalogo nero delle nefandezze umane. Ad Auschwitz riuscirono a uccidere 10.000 persone al giorno. Le memorie che io ho letto di Rudolf Höss, comandante appunto di Auschwitz, che fu impiccato poi ad Auschwitz, ci dimostrano in modo quasi agghiacciante come la cattiveria umana possa dissolversi addirittura nella burocrazia, perché le memorie di questo Sturmbannführer dell'SS sono delle memorie paragonabili a quelle di uno statistico che prende atto di quello che ha fatto. Ad Auschwitz furono uccise non sappiamo quante persone, forse 2 o 3 milioni, forse più. Non soltanto ebrei, ma anche omosessuali, zingari, massoni, preti. E quando qui noi, come facciamo oggi, onoriamo i martiri di Treviso, dobbiamo comprendere assieme a loro tutti questi milioni di persone che sono state uccise dalla criminale dittatura nazista. Di questi criminali alcuni furono processati e giustiziati al processo di Norimberga. Molti altri, la più parte, sfuggì alla logica e alla forza della giustizia. Noi oggi, e qui parlo del Ministro, operiamo nel modo più forte, più determinato, perché gli autori dei crimini più efferati, che non saranno quelli nazisti, ma sono quelli della mafia, della criminalità organizzata, vengano identificati, processati nel pieno rispetto della Costituzione e della legge e se giudicati colpevoli vengano puniti, ed è in questo senso che vorrei concludere questo discorso. Il perdono che Livatino ha annunciato prima di morire è un gesto di santità, ma il dovere che ha lo Stato di applicare con la giustizia le pene rigorose che devono affermare la presenza dello Stato contro la criminalità sono un nostro dovere e questo dovere sarà compiuto. Grazie. Allora, Treviso, caserma Cadorin, torno dai miei ospiti, Paolo Navarro Dina, vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia, Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale di Venezia, e partirei proprio da qui. Ermelinda, sono da lei perché lei è, diciamo, la responsabile di tutti gli eventi che sono stati organizzati e saranno organizzati anche in futuro per il giorno della memoria a Venezia. Che effetto le fanno le parole del ministro Nordio? Vorrei commentarle insieme a lei, visto che l'abbiamo appena sentito. Sì, sicuramente parole molto importanti e doverose. Noi istituzioni in qualche modo siamo chiamati, non solo in occasione di questa giornata, ma direi tutti i giorni, a esprimere la nostra solidarietà, ma con fermezza anche le ingiustizie che hanno colpito la nostra storia o che tuttora insomma sono presenti all'interno della società. Venezia è una città che fa della memoria un caposaldo di civiltà. Devo dire che in questi anni, attraverso il grande lavoro che viene fatto con le istituzioni, in primis la comunità ebraica, le associazioni del territorio, riusciamo ogni anno
a fare delle proposte che diventano poi un'occasione di riflessione importante, storica, culturale, morale, e fa partire da Venezia un grande messaggio di fratellanza e di condivisione. Quest'anno sono oltre 70 gli appuntamenti su tutto il territorio comunale, grazie appunto a questo coordinamento che ha in sé ben 80 soggetti coinvolti. Devo dire che Venezia anche quest'anno ha confermato ancora una volta la sua vocazione a città della memoria, con una volontà che è dentro tutti noi, è quella di sostenere sempre espressioni di civiltà e di umanità. Paolo, sono da lei, chiedo anche a lei un commento, no? Alle parole del ministro Nordio, che insomma sostanzialmente, se converrà con me, ha detto: noi dobbiamo assicurare i criminali alla giustizia, dobbiamo garantire la certezza della pena. Beh, d'accordo su questo. Per quanto riguarda, storicizzando un attimo il ragionamento sulla Shoah, ovviamente purtroppo non ci sono più le persone, o sono rimaste poche le persone responsabili di quegli atti ancora viventi. Quello che noi dobbiamo fare, secondo me, è continuare a studiare, continuare ad immergerci in quella realtà per cercare di capirla, per cercare di analizzarla, e questo lo stiamo facendo, secondo me, in maniera positiva, nel momento in cui ragioniamo sulle pietre d'inciampo, se ragioniamo su quello che è accaduto ai perseguitati razziali, ai perseguitati politici, contro gli omosessuali, contro i rom, contro i sinti, se riusciamo a studiare da vicino quello che è stato il meccanismo purtroppo scientifico studiato a tavolino che ha costruito la Shoah. Possiamo escludere che oggi non ci siano ancora, come dire, focolai di odio razziale, no? Parlava anche prima Nordio degli omosessuali che sono stati perseguitati. Secondo lei la nostra società sta riuscendo a fare un salto di qualità, come peraltro sta succedendo in altri paesi anche europei, ad esempio nei confronti degli omosessuali, della diversità? Io credo che in questo momento ci siano due linee parallele. Da una parte una linea che naturalmente tende appunto alla condivisione di aspetti, di conoscenza, di sviluppo, diciamo così, per la valorizzazione, anche lo studio, la comprensione dei fenomeni che riguardano diciamo il mondo gender, e quindi anche il rispetto che è dovuto a questo settore della nostra società. Dall'altra parte purtroppo registriamo una serie di intolleranze che non sono soltanto nei confronti degli omosessuali, ma nei confronti di qualsiasi tipo di diversità. E ovviamente noi ebrei da questo punto di vista lo notiamo ancora di più, perché probabilmente abbiamo quelle antenne che ci consentono anche di raccontare o di denunciare fenomeni di intolleranza che purtroppo accadono sempre di più. Se mi permette, dopo la pandemia, o diciamo come effetto della pandemia, ancora di più purtroppo la rabbia sociale può sfocia in alcuni casi in fenomeni di intolleranza che non sono solo contro gli ebrei, ma contro tutti coloro che vengono, tra virgolette, ritenuti diversi. Che armi abbiamo, se di armi possiamo parlare, contro questo? Le armi sono quelle della conoscenza, quella dello studio, quella della riflessione, dell'indagine, della volontà di mettersi lì a tavolino, cominciare anche a conoscere più da vicino la storia il passato, perché appunto ciò non avvenga, e soprattutto una condivisione una piattaforma di condivisione di elementi comuni che ci possono aiutare tutti insieme a stemperare o ad annullare episodi di intolleranza. L'esempio veneziano che citava poc'anzi la Presidente, cioè questa unione di associazioni, di enti che insieme collaborano per un progetto comune sul giorno della memoria, ne può essere un esempio.
Grazie a Paolo Navarro Dina. Io torno da Ermelinda per fare un po' questo passaggio legato all'intolleranza, legato ai giovani di oggi e a quello che potrebbe essere davvero l'esempio di Venezia. Venezia da sempre è luogo di scambi, luogo di incroci, luogo aperto, perché aperto verso il mare. Quindi è ancora più importante, no, che la città possa essere un esempio di questa unione forte tra istituzioni, scuole, associazioni. Cioè davvero bisogna fare rete anche a partire dalle scuole. Ci state riuscendo? Assolutamente, d'altra parte lei ha ricordato che abbiamo raccolto in qualche modo un'eredità importante che valorizza questa città. È una città da sempre aperta al dialogo, crocevia di popoli, di culture, e abbiamo tutti noi il dovere di mantenere questa storia. E allora lo step successivo appunto è quello di parlare ai giovani, di lavorare con le scuole. Molte iniziative, anzi quasi tutte, sono rivolte proprio a loro e devo dire che c'è una grande partecipazione e una grande sensibilità. Penso solo alle pietre d'inciampo. Molte classi degli istituti superiori le stanno adottando. Adottare una pietra d'inciampo significa prendersene cura, e nel momento in cui questi giovani con grande sensibilità e civiltà scelgono di prendersi cura di un monumento alla memoria, qualcosa che restituisce dignità a coloro che sono stati strappati alla vita nella maniera più becera per essere portati alla morte. Credo sia un grande segno che i nostri giovani abbiano voglia di essere attivi, partecipi e in qualche modo raccogliere le testimonianze e l'eredità che noi stiamo, insieme agli ultimi, purtroppo alle ultime testimonianze che abbiamo, di portare avanti. È un lavoro fatto per le future generazioni, perché saranno poi loro a dover continuare questi percorsi e a far sì che Venezia resti una città aperta al mondo e rispettosa di ogni popolo. Grazie ad Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Paolo Navarro Dina, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia. Grazie davvero per averci dedicato questo tempo in questa giornata così importante. Buona giornata. Grazie a voi. Allora, torniamo a Treviso, vedo che la collega Lina Paronetto sta intervistando il ministro Nordio, proviamo ad ascoltarlo. No, è appena terminata l'intervista, non ce l'abbiamo fatta, ma ve la faremo ascoltare ovviamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Vi facciamo vedere adesso invece un servizio realizzato dalla redazione di Belluno che parla proprio di una targa contro gli ebrei, un servizio della nostra Tiziana Bolognani. Ve lo facciamo vedere. Risale al 1538 e ricorda la cacciata dei tedeschi e degli ebrei da Belluno ordinata dalla Serenissima nei rettorati di confine della terraferma. La targa in bronzo che campeggia nella sala giunta di Palazzo Rosso dietro la seduta del sindaco, di tutti i sindaci dal dopoguerra ad oggi, apre uno squarcio nella storia del capoluogo. Lo spiega il consigliere comunale storico Marco Perale, che un anno fa si accorse di quell'iscrizione celebrativa che fa a pugni con il passato della città insignita della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza. Abbiamo provato per la giornata del ricordo dell'anno scorso, all'ultimo momento, immaginando che la cosa fosse tranquilla e automatica, a chiedere alla sovrintendenza. La sovrintendenza, ma no, forse possiamo ritenerla storicizzata. Politicamente resto ancora convinto che non siano cose che si possono storicizzare. E così sabato scorso il consigliere Perale, anche in concomitanza con le celebrazioni della giornata della memoria, ha formulato un ordine del giorno in cui chiede di rimuovere quella targa originariamente affissa all'ingresso dell'antico Palazzo della Caminada, oggi sostituito da Palazzo Rosso e dall'ex tribunale. Inutile dire che la sua iniziativa ha sollevato più di un sopracciglio. L'antisemitismo è una vergogna dell'Italia e dell'Europa, che non ha né destra né sinistra, ha avuto una destra che l'ha fatto, adesso deve essere patrimonio comune, quindi voglio immaginare che il Consiglio unanimemente lo chieda. Se è un Consiglio comunale che lo chiede, la sovrintendenza immagino che possa solo prenderne atto. Per rimuovere la targa, che è murata, dovrebbe esprimersi la soprintendenza, già spostata per 2 volte nella sua storia, prima dalla facciata del Palazzo della Caminada, poi dall'anticamera delle stanze del sindaco e della giunta nel 1938, in contemporanea con il varo delle leggi razziali. La targa potrebbe essere collocata altrove. Le obiezioni non sono mancate, financo dall'Isbrec e dall'Ampi. Il problema non è la cancel culture, cioè c'è una statua che non mi piace, c'è un personaggio che è passato di moda e quindi lo distruggo. Figurarsi, non ci interessa distruggere, il problema non è quello, è il ruolo simbolico.
le statue di quel tipo, se cambia il clima, si prendono, non si rompono e si spostano in un'altra sede. Questa si prende e si porta dove sono tutte le altre epigrafi dell'età veneziana, cioè nel lapidario di Palazzo Fulcis. Lì è il posto giusto. Allora, di Giorno della Memoria torneremo a parlare più tardi, avremo con noi un ospite speciale in studio, poi le parole del questore di Padova Antonio Sbordone. Apriamo la pagina della cronaca prima di presentare il prossimo ospite cronaca che ci porta a Venezia, un noto ristoratore veneziano, Oscar Stanziani, 49 anni, è morto travolto da un treno. Per gli inquirenti si tratterebbe di un drammatico incidente accaduto ieri sera. Stava camminando sul ponte della Libertà quando ad un tratto ha scavalcato il muro ed è finito sui binari, proprio mentre stava transitando il treno appena partito dalla stazione di Santa Lucia. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità. Oscar Stanziani, 49 anni, noto ristoratore veneziano, si trovava in auto con la moglie. All'improvviso si è fermato, è sceso dalla macchina, ha fatto qualche passo a fianco dei binari. Per causa ancora da accertare, forse stava discutendo con la moglie, il 49enne ha deciso di scavalcare il muretto che delimita la ferrovia. È stato un attimo, l'uomo è stato travolto dal convoglio. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un drammatico incidente, anche se gli agenti della Polizia Ferroviaria veneziana stanno indagando per chiarire alcuni aspetti della vicenda. Ancora la cronaca che questa volta ci porta nel Trevigiano, evasione fiscale per oltre €1 milione, 4 imprenditori nei guai. La Guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale nel settore edilizia che ha portato in queste ore alla denuncia di 4 imprenditori al sequestro di beni per oltre €1 milione. Le indagini, scaturite da una verifica fiscale, hanno permesso di ricostruire che dal 2014 al 2018 3 degli indagati, titolari di ditte individuali attive nella ristrutturazione dei immobili, hanno emesso nei confronti di un'altra impresa fatture false per €2,3 milioni, evadendo IVA e IRPEF. Le prove sono state poste al vaglio della Procura di Treviso, che ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari un decreto di sequestro preventivo pari all'ammontare delle imposte evase, quantificate in oltre €1 milione. I finanzieri quindi hanno dato immediata esecuzione al provvedimento di sequestro di liquidità bancarie, un immobile, 2 auto di media cilindrata e una partecipazione societaria. Per quanto riguarda la cronaca abbiamo una buona notizia da darvi. Nonostante una notte passata a -10, battuta dall'ANSA pochi minuti fa, parzialmente sepolto da una valanga, è stato trovato vivo lo sci alpinista che risultava disperso da ieri sera in Val Badia. L'uomo, originario di Rovigo, è stato localizzato dall'elicottero grazie all'ARVA, l'apparecchio elettronico per la ricerca sotto le valanghe. Lo sci alpinista è stato recuperato, portato d'urgenza all'ospedale di Bolzano. Per il momento non ci sono informazioni sulle sue condizioni di salute, ma è doveroso ovviamente darvi tra le tante anche questa, che finalmente è una bella notizia. Io ringrazio e saluto invece Mary Pallaro, segretario generale funzione pubblica della CISL del Veneto. Mary, grazie e ben ritrovata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ci scusiamo per l'attesa Mary, ma oggi ha visto è una giornata particolarmente piena di notizie, di collegamenti, di testimonianze. Con lei vogliamo toccare il tema legato ovviamente alla sanità. Ce ne siamo occupati anche noi come giornalisti per diverso tempo. Mancano medici e infermieri, ma pare che l'allarme continui purtroppo, nonostante gli appelli anche dei presidenti, dei direttori delle case di riposo, l'allarme continua a riguardare soprattutto le case di riposo, che poi sono i posti insomma, in cui noi affidiamo i nostri anziani e che dovremmo poter avere la certezza che si trovano in buone condizioni, che sono assistiti. Manca personale, ci fa un po' il quadro della situazione in Veneto? Sì, allora noi in Veneto abbiamo circa 350 RSA. Quando parlo di RSA parlo di strutture residenziali sia pubbliche che private. Metà di queste, circa oltre 150, sono pubbliche, ma all'interno di queste strutture pubbliche metà del personale è comunque gestito da cooperative. Purtroppo i contratti che vengono applicati a questi lavoratori sono contratti che sono meno, in qualche modo, economicamente legati a quelle che sono poi la complessità dell'assistenza che viene erogata in queste strutture, e questi lavoratori cercano contratti che siano migliorativi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei diritti. Ogni qualvolta si fa un concorso
per il personale della sanità, degli ospedali. Il personale di queste strutture ovviamente partecipa a questi concorsi e molto spesso li vince, perché poi la carenza di personale è complessiva. Quella della RSA è maggiore perché abbiamo questo personale che poi transita all'interno della sanità, e come sappiamo poi dentro la sanità abbiamo il problema invece di molti che si dimettono magari per andare a lavorare nel privato. Vanno a lavorare nel privato, ma perché le condizioni economiche sono ovviamente più vantaggiose, no? Poi alla fine è sempre un po' questo il problema. È solo una questione economica, secondo lei, Mary? No, non è solo un problema economico. Oggi noi abbiamo, parto dalla sanità perché poi c'è un effetto conseguente su questo. È evidente che tutto il periodo Covid, sia all'interno dell'RSA ma anche e soprattutto all'interno della sanità, è stato un periodo molto pesante, molto duro, ha creato molte difficoltà, e molti di questi lavoratori non solo si licenziano per andare a lavorare nel privato, ma molti si licenziano proprio perché non riescono più ad affrontare la quotidianità di questo lavoro. Soprattutto perché ricordiamoci che questo è un mondo dove abbiamo in prevalenza donne, e per cui garantire i tempi di lavoro diventa sempre più complicato. Quindi garantire i tempi vita-lavoro, garantire anche la possibilità alle donne di scegliere, no? Cioè di poter avere ovviamente dei turni che le permettono di conciliare la vita familiare e il lavoro, e poi anche con degli stipendi insomma consistenti. Allora c'è questo fenomeno per cui per cercare personale si va anche all'estero. Sta succedendo ancora? Sta succedendo ancora, è un fenomeno in aumento. Noi lo avevamo visto in particolare sulla professione dell'OSS, parlo in particolare dell'RSA, dopo una norma nazionale che ha cercato di mettere in qualche modo, di portare qualche soluzione al fenomeno. Oggi si è aperta anche la possibilità di far entrare in Italia infermieri da altre nazioni proprio per andare a colmare quella che è la carenza soprattutto nelle RSA. Crea problemi secondo lei questo? Perché ad esempio magari anche solo con la lingua, perché hanno preparazioni diverse, o può essere? Cioè come valutate questo meccanismo, diciamo, tampone? Allora, crea sicuramente delle complicazioni legate soprattutto alla lingua. Chi entra poi non sempre sa l'italiano, ma poi ricordiamoci che soprattutto nelle RSA il rapporto relazionale con l'anziano è fondamentale per poter interpretare. Noi sappiamo che dentro queste strutture abbiamo anziani che magari hanno anche delle limitazioni, no, anche, non solo fisiche ma anche psicologiche, e molti di questi magari non parlano neanche l'italiano, parlano solo il dialetto, per cui questo è il primo dei problemi che abbiamo. Poi certo c'è anche un problema di preparazione, perché sempre dentro l'RSA oggi ormai noi abbiamo ospiti che arrivano all'interno di queste strutture quando ormai la gestione all'interno della famiglia diventa impossibile. Sono sempre più gravi dal punto di vista proprio della complessità, e pertanto serve personale che sia qualificato e in grado di assistere in maniera adeguata. Senta, le facciamo vedere, lo guardiamo insieme Mary, un servizio della redazione di Treviso legato all'aumento delle rette nelle case di riposo, circa 3 euro al giorno, che però non sono pochi se pensiamo che insomma case di riposo non sempre sono per tutti. Allora guardiamo insieme il servizio e poi lo commentiamo. Abbiamo incontrato i rappresentanti dei familiari, degli ospiti, e purtroppo abbiamo comunicato che dovremmo aumentare la retta di 3 euro al giorno. La delibera ufficiale arriverà solo dopo il CDA previsto per il 31 gennaio, ma l'aumento è già stato comunicato ai familiari degli anziani ospiti dell'ISRA di Treviso, la più grande IPAB del Veneto. Inciderà per 90 euro al mese, passiamo da 1.590 a 1.680. Se ne parla da mesi cercando tutti i modi possibili per evitare di andare ad incidere sulle rette che le famiglie pagano, ma alla fine il caro energia, come quello dei servizi collegati, ad esempio la lavanderia, il rinnovo del contratto dei dipendenti e l'inflazione hanno costretto al ritocco, aumento che del resto stanno ormai applicando quasi tutte le RSA del Veneto. Alcune l'hanno già deliberato ufficialmente, altre l'hanno già comunicato ai familiari. Questo non ci consola
riteniamo con 56 euro comunque di essere ancora nella parte bassa delle rette delle case di riposo. Il governo ha stanziato 5 milioni di euro per aiutare le IPAB ad affrontare il caro bollette del 2022, ma servirebbe molto di più. Credo che questo Paese deve prendere in mano in maniera molto più seria la questione anziani e debba istituire un ministero della terza età, perché l'Italia è il secondo Paese con popolazione più anziana al mondo e in questo merita un ministero ad hoc per affrontare la questione anziani. Come la traduce questa provocazione di Michelon, Mary, cioè prendere in maniera più seria la questione anziani? Poi concretamente come dovrebbe tradursi secondo lei? Io condivido assolutamente quello che ha detto il Presidente, perché il problema di sostenibilità economica di queste strutture è un problema vero, effettivo, ed è anche vero che questa struttura è tra le ultime ad applicare l'aumento, e da quanto ho sentito è anche un aumento sempre molto pesante per le famiglie, ma che in qualche modo insomma non coprirà tutti quelli che sono stati gli aumenti che abbiamo vissuto come famiglie, ma che ovviamente ancora di più si sentono dentro queste strutture. Sicuramente ci vuole una politica nazionale che si faccia carico, che in qualche modo affronti il tema di una popolazione che poi, ormai lo conosciamo tutti, sarà sempre più vecchia e con l'età che avanza con problemi sempre maggiori. Io però voglio ricordare che come CGIL e CESEWIL abbiamo fatto una manifestazione a fine anno scorso nei confronti della Regione, dove chiedevamo al governatore Zaia di mantenere una proposta che lui aveva fatto di applicare un'addizionale IRPEF a scopo mirato che poteva portare circa sui 300 milioni di euro in Veneto e che doveva servire proprio per andare incontro a quelli che sono i costi del sociale, in particolare i costi dell'RSA. Poi le scelte del governatore sono state altre e questo è il risultato. Ricordo che però questo aumento delle rette, non solo a Treviso ma in generale, probabilmente comporterà che le famiglie non saranno in grado tutte di sostenere questi aumenti, terranno gli anziani a casa e noi avremo il fenomeno dei letti freddi all'interno di queste strutture. Letti freddi cosa vuol dire? Vuol dire che noi non riusciremo a... Attenzione, forse abbiamo un problema di collegamento, Mary? Rientrate? Sì, Mary, scusa, ti chiedo, Mary, un attimo, abbiamo perso il collegamento per pochi secondi, ti chiedo di riprendere un attimo il ragionamento. Sì, stavo dicendo che la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF, soprattutto sui redditi più alti, ha comportato una mancata entrata di circa 300 milioni di euro in Veneto, che dovevano andare per il sociale, ma in particolare per le RSA, e questo non è stato fatto, poi non è stato mantenuto dal governatore. Questo ha comportato l'aumento delle rette, ma questo comporterà un altro fenomeno che è quello dei letti freddi. Letti freddi cosa vuol dire? Vuol dire che le strutture non riusciranno a coprire tutti i letti a disposizione, venendo così a mancare quella parte che è una parte il contributo che dà la Regione, una parte invece è la retta che paga l'utente e la retta è per la parte poi dell'alberghiera. Allora voi avete fatto questa proposta, tra l'altro avete più battute, no? Chiesto un incontro con l'assessore Lanzarin, perché poi in ballo c'è anche come dire, una posta un po' più alta, che è quella della riforma delle IPAB. Ecco. Noi abbiamo avuto un incontro proprio l'altro ieri, il 25, con l'assessore. L'assessore ci ha illustrato un progetto di legge di riforma degli ambiti territoriali del sociale. Non è facile da spiegare, però tutte le risorse che arriveranno al mondo del sociale da qui in poi, compresa la missione 5 del PNRR, dovranno passare attraverso questi nuovi ambiti. Si sta ragionando di livelli essenziali per il sociale, e questo è un altro tema, ne abbiamo appunto discusso l'altro giorno, ma l'assessore Lanzarin ci ha anticipato che tra un mese la Regione dovrebbe essere pronta con l'ennesima proposta di riforma delle IPAB. Per noi non è sufficiente, perché a noi non basta una riforma delle IPAB, è importante la riforma delle IPAB che tenga conto appunto dei nuovi ambiti territoriali, della missione 5 del PNRR, della missione 6, quella che va a istituire
quelle che sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, la valorizzazione del territorio e soprattutto deve mettere ordine in un sistema che oggi cerca di razionalizzare i costi dentro le RSA, sempre e solo andando a tagliare i costi del personale e cercando di dare applicazione a contratti sempre meno onerosi per le strutture. Noi riteniamo che non è più possibile questi tagli continui e se vogliamo che queste professioni siano professioni appetibili, devono comunque avere un riconoscimento economico di un certo tipo, parificato a quello che è il livello professionale che noi chiediamo. Speriamo che quello che ci ha comunicato l'assessore 2 giorni fa poi effettivamente diventi un progetto di legge che tenga conto appunto di tutto quello che sta avvenendo da livello nazionale a livello regionale e che ci dia la possibilità effettivamente di avere una riforma sostenibile economicamente che dia risposte di assistenza di qualità per gli ospiti che abbiamo lì dentro, ma anche in qualche modo garanzie per i lavoratori che poi sono quelli che questa assistenza la garantiscono. Senta Mary, insomma sui valori e sugli obiettivi siamo tutti d'accordo, no? Voi sindacati, la politica, insomma, come dire, chi amministra la regione, sui valori siamo d'accordo, ma quali sono i punti di divergenza che vi fanno scontrare, no? Regione e sindacato su questo tema? Alcuni punti di divergenza. Guardi, il punto principale di divergenza è l'impossibilità di ragionare su una legge di riforma, perché fin tanto che non si apre una discussione vera sulle leggi di riforma, ricordiamo che il Veneto è l'unica regione in Italia che non ha ancora una legge di riforma sulle IPAB, che non è solo IPAB, strutture pubbliche, ma è complessiva pubblico e privato. Inoltre, in questi 20 anni, dalla legge quadro nazionale, tutto il mondo socio-sanitario si è evoluto, oggi abbiamo tutto un sistema di servizi territoriali, l'assistenza domiciliare, gli ospedali di comunità che dovevano in qualche modo essere integrati col sistema socio-sanitario e riprendo da dove abbiamo iniziato, cioè da quello che diceva il presidente dell'ISRA. L'ISRA è una struttura che tra le ultime andrà a aumentare il costo della retta, ma è una struttura ampia come numero di posti letto, ma che è riuscita ad ampliarsi come numero di servizi da erogare e mettendo insieme i servizi da erogare con le risorse che arrivano dai comuni, assistenza da erogare tramite quelli che sono poi le risorse che arrivano dalla sanità. Questo ci permette di avere effettivamente un sistema integrato socio-sanitario che è quello che noi, ma che i cittadini chiedono a tutto il sistema. Senta, un ultimo tema, perché poi vi faremo vedere il servizio del nuovo episodio di tensione che c'è stato al carcere di Treviso, no? Perché ci sono tante professioni che chiedono in questo momento un rinnovo del contratto. Uno di questi, ad esempio, è tutti coloro che lavorano nel settore della vigilanza, polizia penitenziaria, no? Tutte queste persone a cui è affidata in qualche modo la gestione della sicurezza, soprattutto di strutture importanti, impegnative come quella del carcere. Anche qui so che voi avete insistito molto per chiedere un salto di qualità nel gestire queste professionalità che poi alla fine sono così importanti. Sì, è evidente che poi tutto anche il mondo della sicurezza, quando non viene fatto in maniera adeguata, poi diventano costi che passano tutto il tema del sociale e del sanitario. Ricordo anche che dentro queste strutture noi abbiamo anche personale che viene personale sanitario e sociosanitario, ovviamente assieme ai colleghi che poi direttamente fanno attività di sicurezza. E io credo che anche dentro questo mondo, dove sicuramente abbiamo situazioni umane molto complicate, c'è bisogno poi di avere persone che insomma possano lavorare anche con una certa serenità, perché credo che insomma ci voglia grande anche empatia per lavorare dentro questo sistema e sicuramente i maggiori costi che il cittadino vive e vive il lavoratore deve trovare poi anche un riconoscimento attraverso i contratti. Grazie Mary Pallaro per essere stata con noi, ospite di prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, segretario generale della CISL del Veneto Funzione Pubblica. Grazie Mary.
Grazie a voi, buon lavoro. Buona giornata Mary, arrivederci. Allora ve lo facciamo vedere il servizio della redazione di Treviso legato a nuovi episodi di tensione al carcere. Una 60enne ha dato fuoco al cuscino provocando un incendio. L'ultima miccia che ha scatenato il caos nel carcere di Treviso l'ha accesa un detenuto. Si tratta di un 60enne che per protestare contro le condizioni di vita nella struttura ha deciso di dare fuoco al cuscino della sua cella. L'incendio ha costretto gli agenti della Polizia di Stato ad intervenire in assetto antisommossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in poco tempo il rogo. Un reparto situato vicino all'infermeria è stato evacuato per il troppo fumo con 14 detenuti smistati in altri settori del carcere. Solo la sera prima un poliziotto era stato aggredito e ferito alla testa. Una situazione incandescente. Immediata la reazione di Marta Casarin, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL. Quanto accaduto presso il carcere di Santa Buona porta a noi 3 elementi di riflessione. Il primo, la continua mancanza di organico. Oggi su 187 poliziotti penitenziari effettivi ce ne sono 133. Il secondo, il sovraffollamento delle carceri, e il terzo, il fatto che gli psichiatrici in realtà non potrebbero e non dovrebbero stare dentro il sistema carcerario. L'appello rivolto al governo. Sappiamo che l'amministrazione è impegnata alla risoluzione di questa cosa, ma non basta, e chiediamo al governo centrale di mettere le risorse al fine di risolvere questa situazione. La polizia penitenziaria, commenta il segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Donato Capece, è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze per l'incapacità di un'amministrazione che non riesce ad intercedere ai livelli politici competenti, anch'essi sicuramente non esenti da gravi responsabilità. Capece pone l'accento in particolare sulla necessità di nuove assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit antiaggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili promessi da mesi dai vertici ministeriali. Allora, noi adesso apriamo un'altra pagina che in qualche modo però si interseca con quelle che vi abbiamo letto e raccontato fino ad ora, a partire dal giorno della memoria fino a toccare i giovani, le loro sensibilità, a come si fa ad arrivare al cuore dei giovani che oggi in qualche modo vivono esperienze diverse dalle nostre, sono in continuazione pungolati dagli smartphone che hanno e nuove modalità di interazione sociale diverse rispetto a quelle che in qualche modo noi abbiamo conosciuto. Come arrivare ai ragazzi? Partiamo da qui, vi presento i nostri ospiti. Roberto Fava è con noi. Buongiorno Roberto, grazie. Buongiorno, vice sindaco di Spresiano, ma insomma in qualche modo lei è qui come consigliere della provincia che si occupa di diversi progetti, cultura, turismo, educazione, sicurezza stradale. Infatti parleremo anche di sicurezza stradale. Collegata con noi c'è la dottoressa Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, avete visto la politica e la scuola insieme. Allora, partirei proprio da lei Barbara, perché oggi è il giorno della memoria. E allora che cosa fa la scuola per aiutare i ragazzi a ricordare e a mantenere vivo e ad avere soprattutto una sensibilità nei confronti di quello che è accaduto più di 60 anni fa? Anche perché ne abbiamo parlato oggi con diverse istituzioni, ci siamo anche collegati con la caserma Cadorina, dove c'era la nostra Lina Paronetto, il sindaco di Treviso, poi oggi manifestazione anche al Duomo. In tanti stanno celebrando questa giornata. Poi però scopriamo che magari ai ragazzi arriva poco. Perché? Perché non sono stati testimoni, perché sostanzialmente non c'erano e hanno soltanto i racconti dei loro nonni. Che cosa possiamo fare per arrivare al cuore dei ragazzi? Sì, allora, appunto come detto, oggi è il giorno della memoria, ormai giornata istituita nel 2000 proprio per ricordare la tragedia, quindi l'eccidio nazista e la persecuzione nei confronti di ebrei e non solo. Devo dire che nelle scuole ogni anno naturalmente questa giornata si commemora, è occasione anche di incontri, di riflessione, di dibattiti. Quello che noi faremo e che ormai da anni facciamo, grazie anche all'interessamento, devo dire al coinvolgimento della
della provincia. È un incontro che faremo domani con circa 200 studenti delle scuole di Treviso e non solo, anche della provincia, per appunto affrontare con loro quello che è stato quel periodo. Però come più spesso insomma abbiamo sentito dire e comunque ripetere, è necessario che questa giornata non diventi un rituale banale, ripetitivo, perché appunto rischiamo poi di cadere, diciamo, di limitarla alla giornata che noi vediamo sul calendario, quindi ricordiamo così ogni anno per abitudine. E infatti quello che io apprezzo proprio di quello che faremo domani è che comunque è diciamo, un taglio che la provincia dà a questi incontri, è non solo quello di trasmettere ai ragazzi la conoscenza o meglio informazioni su quello che è accaduto. Per carità, parliamo di milioni di persone uccise, delle atrocità, una disumanizzazione, ecco, la volontà di togliere proprio la dignità, quindi qualcosa di impensabile, inaccettabile per qualsiasi persona che abbia un minimo di coscienza. Però quello che appunto a me preme, per questo anche sono particolarmente contenta, ecco, che le scuole aderiscano a questo invito che noi facciamo ogni anno, e che questo incontro di domani dà comunque un taglio storico alla vicenda, cioè invita poi i ragazzi a riflettere attraverso, di solito insomma ogni anno era previsto anche una rappresentazione teatrale che metteva in scena il ricordo oppure anche l'esperienza vissuta da una persona che direttamente aveva vissuto sulla propria pelle la tragedia, poi quindi la raccontava, ma c'è anche uno storico, quindi che può essere anche un professore universitario, che racconta ai ragazzi quello che il presupposto storico, politico, anche sociale, cioè capire, cercare di far capire loro, quindi andare a fondo, non limitarsi alla superficialità del ricordo di quello che è accaduto, ma capire cosa può avere, diciamo, favorito la diffusione anche di questa ideologia, perché ascoltando anche le parole del Presidente della Repubblica, naturalmente è vero, ci sono stati milioni di morti, ma è anche vero che tanta gente ha aderito allora a questa ideologia, ci sono stati simpatizzanti, coloro i quali hanno consegnato persone innocenti, bambini, giovani, donne, ecco, agli aguzzini, per cui è importante, quello che voglio dire, è importante non solo ricordare quello che è accaduto, ma capire, se si possono capire, le ragioni di quello che è accaduto. È quello che io stimolo, me lo chiedo ai ragazzi ogni anno, è appunto di essere baluardi, ecco, dei loro diritti, perché quello che sentiamo insomma anche dai racconti, non so, di Liliana Segre come di Sami Modiano, il diritto che magari oggi i ragazzi considerano o neanche diciamo su cui non neanche riflettono, il fatto semplicemente di andare a scuola, di recarsi ogni giorno a scuola, ecco, questo è stato un diritto negato a tanti bambini che non riuscivano neanche a comprendere la ragione, per cui ecco, è importante che giornate come questa consentano ai ragazzi di capire e di essere sentinelle, ecco, della legalità e di evitare o comunque rifuggire da qualsiasi situazione di diciamo discriminazione, di rifiuto, di disprezzo nei confronti di chi noi riteniamo diverso. E di discriminazione tra pochissimo torneremo a parlare, dottoressa. Roberto Fava, dobbiamo continuare a riuscire ad inorridirci di fronte a quello che è accaduto. Compito della politica è anche pungolare i ragazzi su questo, da qui insomma quello che organizzerete domani, che ci sarà domani. Sì, intanto buongiorno a tutti che non ho salutato, i telespettatori, e un saluto alla dottoressa Sardella, con la quale la collaborazione è veramente sempre molto stretta. Il compito delle istituzioni è quello proprio di dare quel livello alto, insomma, alla giornata e a tutti gli eventi che vengono fatti in questa giornata, proprio perché la dimostrazione che le istituzioni sono molto presenti vuol dire anche l'ufficialità, insomma, e l'atteggiamento anche che chi ascolta, chi partecipa alle giornate deve avere, cioè sentirsi partecipe di qualcosa di veramente di serio e di importante. Come provincia il giorno della memoria, così come il giorno del ricordo, sono una tradizione che dura ormai dal 2011, quindi questo è il 12° anno nel quale creiamo un evento. Abbiamo fatto tantissimi tipi di rappresentazioni teatrali, musicali, sempre condite con esperienze, ahimè, anche di persone che hanno
vissuto quegli anni così terribili. Domani nella fattispecie ci sarà anche qualcosa di particolare, però avremo anche la consegna delle medaglie al valore, medaglie d'onore a alcune vittime internate o deportate, che ovviamente saranno ritirate dai familiari, e questo è un momento molto ufficiale che farà il prefetto. Poi ci sarà una parte di memoria storica fatta dall'associazione Istresco, che è un'associazione di Treviso che si occupa in ambito culturale, in particolare va sempre a ricercare il periodo della Resistenza. E poi avremo un momento che è veramente toccante, che è, si sente questa cosa delle pietre d'inciampo, sì. No? Nel ex manicomio, quindi dove abbiamo sede attualmente, ci furono quattro ebrei che l'allora direttore Alessandro Tronconi cercò di salvare dalla furia nazista. Purtroppo vennero poi prelevati e deportati, e domani andremo a ricordare la memoria di queste persone posando una pietra d'inciampo, che è una sorta di diciamo, pietra d'ottone, dove sono riportati i dati delle persone, il periodo in cui sono state internate, la vita, la morte, insomma, e quello è un modo, si chiama pietra d'inciampo perché uno deve inciampare nella storia, deve inciampare nella memoria di quelle persone e rimanere. Abbiamo le immagini delle pietre d'inciampo posate a Venezia. Se chiedo alla regia di ripescarle, se le facciamo rivedere, che così andiamo un po' con la similitudine, con una similitudine a fare vedere, sono proprio le immagini di pietre d'inciampo che sono state, eccole qua, posate. Pensate, c'era una pietra d'inciampo dedicata a un bambino neonato di 2 mesi. Allora, ricordo quello che tu dici, Roberto, 1° agosto del 44 furono portati via dagli ufficiali delle SS i 4 pazienti del manicomio Sant'Artemio. Questo è uno dei dati presenti anche all'interno del libro Un manicomio dismesso, che è stato presentato alcuni giorni fa e che racconta un po' la storia attraverso le testimonianze di chi era dentro, ma anche di chi lavorava all'interno del Sant'Artemio, che cosa è stato, no? Che cosa è stata quella realtà e come veniva gestito il disagio mentale. Noi torniamo ad oggi, perché quello che voi fate domani, l'obiettivo sono i giovani, no? Dicevo prima, arrivare al cuore dei giovani, perché possano essere, come ha detto la dottoressa Sardella, delle sentinelle, e perché riescano ad inorridirsi quando si verificano episodi di ingiustizia. Noi continuiamo a parlare di bullismo anche purtroppo all'interno delle scuole, dentro e fuori le scuole ovviamente, non solo dentro le scuole, e perché si riesca ad inorridirsi, ma si riesca anche ad avere un atteggiamento nei confronti della vita più responsabile. Da qui mi vorrei collegare a tutto quello che voi state facendo. Il tavolo è stato chiuso 2 giorni fa, se non sbaglio, Roberto, per continuare ad insegnare ai ragazzi l'educazione stradale, che quindi significa anche il rispetto per se stessi e per gli altri quando si è alla guida. C'entra un po' questo collegamento, no, che sto facendo con... C'entra sempre, quando si parla di giovani, il fatto di renderli responsabili. Io ogni tanto, quando ho a che fare e devo parlare dei giovani, gli dico sempre: appassionatevi di qualcosa e portatela avanti con serietà e con passione e con convinzione. E così anche quando si va a responsabilizzarli su qualcosa che loro devono fare, come la sicurezza stradale, è un modo per renderli appassionati a un tema che purtroppo possono vivere anche in maniera troppo superficiale, perché l'obiettivo principe di quel tavolo della sicurezza stradale che abbiamo istituito, che ormai va avanti già da quasi 9 mesi, che poi se vuoi qualche accenno lo possiamo fare, sì, è quello di rendere consapevoli le persone, in particolare i giovani. E quindi il rapporto anche con la scuola è un rapporto fondamentale. Qui la dottoressa sa bene che forse il filone principale di quel tavolo è l'insegnamento a tutti i livelli scolastici, e quindi una pillola di insegnamento di educazione stradale a tutti i livelli scolastici, in modo che uno dal giorno che comincia a frequentare la scuola, quindi dalle scuole dell'infanzia, e arriveremo fino all'università della terza età, abbia un costante messaggio che la sicurezza stradale è fondamentale, e questo è proprio il modo principale che abbiamo immaginato per rendere responsabili i ragazzi, ma senza, come dire,
colpevolizzarli, perché purtroppo il fattore umano è quello che incide sugli incidenti stradali e far capire loro che il fattore umano dipende dalla nostra attenzione. Purtroppo, infatti, chiedo alla regia di inquadrare la pagina del Corriere. La cronaca ci restituisce purtroppo anche questa mattina una storia, di una tragedia. Sono morti 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni sulla Numentana. L'auto che si è ribaltata autonomamente, quindi qui probabilmente una delle cause, vedete c'è anche scritto, la velocità e lo schianto, una delle cause è la velocità. Continuiamo a parlare di questo, i numeri tra l'altro anche in provincia di Treviso sono aumentati, no? Sono aumentati. Voi avete scelto un approccio molto pratico. Sì, C'è anche un po' shock forse, no? Ci sono soprattutto sulle scuole superiori di secondo grado, c'è una lezione che prevede anche le immagini anche forti. Proprio l'altro giorno col comandante Gallo abbiamo deciso anche di aggiornare quel tipo di immagini con situazioni di incidenti avvenute nel nostro territorio, in modo che ancora più forte sia il messaggio, perché quando uno vede una strada che percorre tutti i giorni e vede come è successo un incidente, rimane ancora più colpito. Sì, quello è uno dei messaggi che purtroppo sono necessari per rendere forte il messaggio. Barbara Sardella, le immagini forti, no? Che sono anche quelle dell'Olocausto che facciamo vedere ai ragazzi attraverso diversi film che si fanno vedere, Children List, mi viene in mente, lo fecero vedere anche a me quando ero a scuola, quelle immagini forti perché devono arrivare direttamente, no? Perché devono colpire, perché a volte è difficile realizzare, no? Quando una cosa è così distante da noi è difficile realizzare. Da qui l'impegno anche dell'ufficio scolastico ma regionale, oltre che ovviamente provinciale, per alzare, no? Sollevare, toccare le coscienze dei giovani, anche in tema di educazione stradale. Sì, sì, assolutamente, perché tante volte, ecco, sappiamo, siamo un po', anche noi adulti, ecco, abbastanza distratti da quello che ci gira attorno. Spesso le parole, per quanto importanti siano, non arrivano direttamente al cuore dei ragazzi che sono anche abituati, ecco, a vedere immagini, sono attratti naturalmente dalle immagini, per cui è vero che sono anche spesso immagini crude che colpiscono particolarmente, per questo anche su questo aspetto vogliamo che queste immagini, infatti recentemente è stata proprio una riunione, siano accompagnate eventualmente da delle discussioni e siano anche spiegati, perché ci possono essere anche dei ragazzi più sensibili di altri, però è anche vero insomma che le immagini forse arrivano prima, non forse, sicuramente arrivano prima delle parole. Purtroppo tante volte lo shock forse può anche servire per riflettere maggiormente. Senta, prima si è parlato un po' di discriminazione, oggi la discriminazione anche all'interno delle scuole, ma non solo ovviamente, attenzione, è un po' dietro l'angolo, no? I ragazzi vivono quotidianamente episodi di discriminazione. Come valuta il fenomeno? Ha ingigantito secondo lei dalla stampa, lei che è dentro la scuola, come lo valuta e secondo lei questi episodi, no, sono in aumento, si riescono a tenere sotto controllo? Quali sono le cause? Beh, allora vorrei dire sì, quanto gli episodi di discriminazione all'interno della scuola, insomma vorrei precisare che comunque la scuola cerca e sappiamo che è il luogo dove il rispetto dell'altro, la cura dell'altro sono comunque dei principi e dei valori che vengono sempre trasmessi. Certo, abbiamo a che fare con ragazzi che hanno, e anche bambini che hanno tante sollecitazioni, purtroppo anche dai social, che sono sicuramente uno strumento importantissimo per mettersi in contatto con il mondo, ma che naturalmente maneggiato da bambini che non hanno magari una struttura adeguata, poi alcune cose possono anche essere oggetto di emulazione. Devo dire che il fenomeno, insomma, forse viene un po' ingigantito perché comunque è molto contenuto. Ecco, è normale che purtroppo episodi di isolamento, di chiamiamo discriminazione o comunque comportamenti
comportamenti poco accoglienti tra compagni continuano ad esserci, però ciò che importa, ecco, è che la scuola comunque non rinuncia a quello che invece è il proprio ruolo, e noi ultimamente, devo dire anche da anni, insomma, come ufficio siamo impegnatissimi nel realizzare incontri con i ragazzi, e proprio recentemente anche in accordo con il comune di Treviso stiamo facendo partecipiamo a diversi tavoli in cui abbiamo voluto fortemente che fossero presenti anche ragazzi della consulta provinciale, e sono i tavoli dove si parla di violenza di genere, di discriminazione, si parla anche dell'uso delle parole violenti. Infatti proprio di questi giorni è un progetto te lo dico sottovoce, chiamato Te lo dico sottovoce, dove si vuole riflettere su quanto importante e potente sia la parola, cioè la parola violenta, che molto spesso è diciamo l'anticamera di un comportamento violento, quindi forse anche ripensare il modo di rivolgersi agli altri, ai nostri coetanei, ed è qualcosa che bisogna acquisire, e credo che la scuola sia il luogo dove, assieme naturalmente alla famiglia, sperando che la famiglia sia anche con noi partecipi in questo processo di educazione, si ripugni e si allontani il linguaggio violento, perché non porta a nulla di buono. Quindi la scuola deve essere un luogo dove si professa la pace, si insegna la pace ed accogliere gli altri. È un luogo comune, secondo lei, dottoressa, dire che dopo il Covid determinate cose sono cambiate? Beh, certo, dopo il Covid molte cose sono cambiate anche nei nostri comportamenti, forse un po' sicuramente l'isolamento, qual è la cifra, ciò che ha caratterizzato questi 2 anni, e su questo un impegno su cui che ci ha visto molto presenti, assieme anche all'ULSS di Treviso, che è un altro partner con cui abbiamo avviato diversi progetti, è stato proprio quello di recuperare i giovani anche dall'isolamento. Ora, il Covid è stato un periodo pesante e difficile per tutti, ma soprattutto per i ragazzi, in quanto alcuni hanno subito più di altri questo isolamento e quindi anche la capacità di recuperare le relazioni, e su questo, per esempio, a parte i psicologi che sono stati quindi anche che sono presenti appunto nelle scuole, anche attraverso l'ULSS, per esempio, si è creata questa nuova unità che è l'UFDA, dove i ragazzi ma anche le famiglie possono chiamare, quindi far presente. Parliamo di un disagio a bassa soglia, però far presente quel disagio che vivono, perché l'obiettivo è quello di aiutarli a recuperare questo disagio, la serenità che i 2 anni di isolamento ha fatto perdere. Devo dire che purtroppo, l'abbiamo sentito tutti, episodi di telesionismo, di depressione, purtroppo sono aumentati, assieme anche all'abbassamento del rendimento, anche se vorrei anche parlare, esprimere e dire qualcosa di positivo, dai dati invalsi, anche il risultato che dopo i 2 anni di pandemia, dove in effetti c'è stata la paura che quel gap anche negli apprendimenti non si potesse recuperare, devo dire che nelle scuole venete invece il lavoro è stato fatto bene, e per esempio se noi pensiamo alla scuola primaria i livelli di apprendimenti sono anche aumentati rispetto ai 2 anni precedenti. Quindi posso dire che il ruolo della scuola in questo caso è fondamentale, perché si è dimostrato che aiuta nella resilienza. Infatti i ragazzi che più hanno subito, per esempio, questi effetti negativi sono quei ragazzi, anche negli apprendimenti, sono quei ragazzi che provenivano da un magari ambiente culturale, familiare più disagiato, e che trovavano nella scuola un luogo dove poter sviluppare il pensiero critico, poter confrontarsi, poter parlare, poter narrarsi, perché è fondamentale anche riuscire a dare parola a questi ragazzi e raccontare quale disagio vivono. Quindi ritengo che qualcosa è cambiato in noi, certo. Qualcosa non possiamo essere gli stessi di come eravamo di 2 anni fa, però
Certo, una presa di coscienza, no, di quello che è stato, uno sguardo alla realtà. Lei appunto diceva numeri e fenomeni in aumento, e di fronte a questo aumento anche la scuola è corsa un po' ai ripari. Le UFDA ne sono un esempio, devo dire, eccellente, che potrebbe davvero essere esportato anche in altre regioni d'Italia. E un altro esempio eccellente è questo tavolo dedicato all'educazione stradale che avete chiuso per la linea legata all'educazione, avete chiuso proprio di recente, ed è un esempio eccellente, devo dire, di collaborazione, di rete incredibile tra le istituzioni, perché appunto c'è l'ufficio scolastico, c'è la provincia, ci sono le forze dell'ordine che si sono messe a disposizione. Abbiamo seguito anche noi in diretta con te, Roberto, quella giornata meravigliosa dove davvero i ragazzi potevano indossare un simulatore e vedere che cosa si prova quando si è bevuto troppo, che non si riesce a tenere il volante in mano. Quelle sono state esperienze concrete che voi avete immaginato per i ragazzi. Il nuovo tavolo firmato, concluso, cosa prevede? Beh, allora, intanto non è mai concluso. Questa è una buona notizia. Perché è un lavoro in progress che durerà nel tempo. E a quel tavolo siamo riusciti a portare veramente tutti i soggetti che in qualche modo sono coinvolti nell'ambito della sicurezza stradale, dalle forze dell'ordine alla scuola, alle istituzioni, forze dell'ordine tutte, polizia, carabinieri, eccetera, ma anche le associazioni dei familiari delle vittime, l'ACI, la motorizzazione civile, le assicurazioni, i periti infortunistici, insomma veramente una... La provincia ha fatto da collante, no? Sì, allora, la provincia ha fatto da collante, e di questo potremmo riallacciarci sul valore e sul ruolo delle province, che speriamo ritorni ad essere, come dire, anche dal punto di vista istituzionale riaffermato, perché anche in questo caso si è dimostrato quanto importante sia il ruolo della provincia. Però quel tavolo si è diviso in 4 sottogruppi, no? I 2 che principalmente come provincia seguiamo sono quello di cui si accennava, che abbiamo nominato educazione, e poi un altro che abbiamo nominato sicurezza, che è il coordinamento delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, dove il comandante Morello ci sta dando una grandissima mano ed è lui a condurlo su delega del prefetto, perché lì il prefetto ha voluto intestarsi direttamente quel tavolo lì, che è una sorta di coordinamento appunto e formazione comune tra polizie provinciali, quindi carabinieri, guardia di finanza e polizia stradale, con le polizie locali, insomma con i comandi di polizia locale, ma a livello di formazione, a livello di controllo del territorio, a livello di coordinamento, a livello di modifica anche di infrastrutture puntuali anche nei singoli paesi. Poi l'altro secondo tavolo, quello appunto con la dottoressa Sardella ci stiamo impegnando da mesi, è quello di riuscire a portare un livello di formazione coordinato su tutti gli ambiti, dalla scuola materna fino all'università terza età, con dei format che sono format che un po' tutti i formatori andranno a esplicare, perché poi qui c'è anche la formazione di un albo di formatori che stiamo cercando di realizzare, che non sono solo il comandante dei vigili urbani che sta andando a fare le lezioni nella singola scuola del proprio territorio, ma sono anche educatori che vengono dalla scuola o educatori che vengono da associazioni. Quindi un albo di formatori che siano formati in modo univoco e che lancino e passino un messaggio a tutti i livelli scolastici in maniera continuativa. Insomma, da qui, questo è l'obiettivo, ma è un obiettivo ovviamente che non sarà mai finito, che sarà sempre in progress. Che non deve essere mai, immaginarsi mai arrivati, no? Però è interessante quello che tu hai detto sulle province, no? Perché altrimenti poi qui c'è il rischio che ogni comune si muova per conto suo, con le forze e anche con i soldi che ha a disposizione. La provincia fa da collante. Sì, oltre che nella realizzazione del progetto, per esempio nell'ambito della comunicazione, importantissimo, perché abbiamo creato il logo e un portale nel quale poi le iniziative dei singoli comuni vengono inserite nel portale. Quindi domani un giornalista può andare a guardarsi tutti gli eventi che in materia di educazione statale si sono svolte in tutta la provincia. Noi chiediamo ai comuni di utilizzare il logo del tavolo e di comunicarcelo, e poi quel loro evento viene caricato, e quindi anche poi la comunicazione che ne deriva appunto dalla carta stampata, dalle televisioni, cioè cercare di riassumere anche in termini comunicativi, perché la ridondanza di un logo
rende più efficace la comunicazione. Cioè se il singolo ente, il singolo comune fa un evento, fa un convegno, fa un flash mob, qualsiasi esso sia, e lo trasmette con un logo che è un logo che viene ripetuto tante volte, quella comunicazione è più efficace. E noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno che attraverso la comunicazione cresca la consapevolezza. Voi avete anche patrocinato il progetto legato alla salute mentale, no? Con questi 3 incontri legati al disagio mentale per aggiornarsi sulla situazione oggi, sulla mancanza di personale, sul bisogno che il tema della salute mentale diventi un tema condiviso. Guardi, questo è un capitolo enorme, quello della salute mentale, che riveste l'ULSS. Io sono anche delegato in conferenza dei sindaci e proprio la presentazione di quel libro che prima facevi menzione, che è legato alla storia dell'ex Sant'Artemio, ha aperto proprio in quella giornata, ha aperto proprio il vaso della salute mentale, di come dopo la chiusura dei manicomi questo tema sia un tema col quale dobbiamo fare i conti quotidianamente, perché ahimè oggi il problema della salute mentale lo viviamo in diverse sfaccettature, però ripeto, è un capitolo grandissimo. Riguarda anche tanti giovani purtroppo, sì, no? Sì, purtroppo sì. C'è l'impegno della provincia, ma insomma c'è anche l'impegno delle istituzioni, abbiamo sentito anche con l'istituzione delle UFTA, c'è l'impegno all'ascolto, no? Perché quando il disagio, è un po' quello che si diceva, viene intercettato immediatamente, si può evitare che poi in futuro si creino delle situazioni più complesse di cronicità. Dottoressa Sardella, io la devo salutare, la ringrazio tanto per essere stata in nostra compagnia, insomma so che lei ha avuto una giornata bella piena oggi, è il giorno della memoria, e quindi grazie per aver trovato il tempo per collegarsi con noi. Arrivederci. Ciao, dottoressa. Grazie, arrivederci. Roberto, in chiusura io saluto anche te, prossime cose a cui state lavorando, flash? Come provincia vorremmo lavorare di più se ci rendono di nuovo ente di primo livello, e quindi con l'elezione diretta. Sembra che questa sia la legislatura buona, non so se sarà l'anno buono, ma sembra che nel 2024 vorrebbero riportare a elezione le province. Io me lo auguro, perché veramente in questi anni di depotenziamento delle province si è visto quanto importanti sono su tanti ambiti. Io per esempio la cultura, ci ricordiamo cos'era il cartellone Rete 20 Cultura fino a 5 anni fa, era un cartellone che teneva vive circa 1000 associazioni culturali che mettevano le loro manifestazioni all'interno di questo cartellone, che la provincia anche da un punto di vista economico sosteneva. Ecco. Va bene. Grazie Roberto Fava per essere stato con noi. Siamo alle previsioni del tempo, poi pubblicità e poi qui in studio un ospite speciale, continueremo a parlare di giornata della memoria. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Nuovo impulso gelido sull'Italia, bel tempo sul nostro territorio e clima via via più freddo. Il dettaglio di venerdì 27 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata di sole caratterizzata da un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature in calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 3 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, specie in mattinata. Soffierà ancora bora sostenuta sulla costa, sulle zone orientali della regione e anche sui monti in quota. Temperature minime tra -1 e -2 gradi, massime sui 5 e 6 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole su gran parte del territorio. Solo sui settori più settentrionali ci saranno degli annuvolamenti. Temperature minime intorno ai -4 o -2 gradi, massime sui 5 e 7 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prima di
edizione di Antenna 3 Nord-Est, sono le 13:49 circa, saremo insieme fino alle 14:30, tra pochissimo continueremo a parlare di Giorno della Memoria, ma prima dobbiamo assolutamente andare a Longarone, dove per noi c'è Tiziana Bolognani. Assemblea dei lavoratori e sciopero, non si è fatta attendere la risposta delle organizzazioni sindacali dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento della Safilo. Allora Tiziana Bolognani, andiamo da lei a Longarone. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno, siamo davanti agli stabilimenti di Safilo nella zona industriale di Longarone. Ieri una notizia ferale che pare circolasse da un paio di mesi, al punto che già si stavano organizzando i ricollocamenti, questo a livello industriale. I sindacati erano al tavolo e hanno saputo, assieme ai risultati dell'azienda, questa notizia, l'hanno appresa, ed è una notizia che davvero spacca non solo la società, spacca l'occupazione di questa azienda, i lavoratori di questa azienda che già in passato hanno pagato un prezzo altissimo. Assieme a me, assieme a noi, la neosegretaria della Camera del Lavoro di Belluno, Denise Casanova, che già da segretaria della Filtem nel 2019 ha vissuto una medesima situazione. Io credo che il suo stato d'animo oggi, Casanova, non sia dei migliori. No, sono veramente infuriata, perché già nel 2019 c'erano molti dubbi sulla sostenibilità del piano. Nel 2019 la società era in difficoltà, in crisi finanziaria profonda. Nel 2020 abbiamo un'azienda che guadagna 1 miliardo e ha l'ardire di dire che lo stabilimento di Longarone non è più strategico. Stabilimento che ha una galvanica e una verniciatura che altre aziende su questo territorio non hanno. Stabilimento che per Kering ha sempre avuto una produzione di qualità e di eccellenza, e io mi chiedo su 1 milione, 2 milioni di pezzi che Kering dà alla Safilo, se lo stabilimento di Longarone non li fa più, dove li faranno? Dov'è il Made in Italy in questo paese? Noi abbiamo adesso un nuovo Ministero delle Imprese. Sarebbe opportuno pensare che oltre alle imprese ci fossero anche i lavoratori, ma si chiama delle imprese e del Made in Italy. Dov'è il Made in Italy? Se siamo tanto questo governo Dio, patria e famiglia, dov'è la patria? Dov'è, se lo chiedono i lavoratori di Longarone? Perché qui stiamo perdendo pezzi di lavoro in Italia. Non la chiamassero più Safilo. Perché ricordiamo qual è l'acronimo? Società azionaria Lavorazioni Italiane Occhialeria. Lavorazioni Italiane Occhialeria. Gliel'ho detto ieri sera all'amministratore delegato: volete abbandonare lo stabilimento di Longarone costruito con i soldi dei Vaillant, 2000 morti, non chiamatela più Safilo. Ha ragione il mio collega quando dice che questa diventerà una commerciale. Dismetteranno anche Santa Maria di Sala e anche Padova, perché nel 2019 a noi avevano garantito che questo stabilimento sarebbe diventato il gioiellino del metallo, e adesso mi viene a dire che non è più strategico. Peraltro facciamo anche una riflessione di questi amministratori delegati che risanano le aziende. Probabilmente sarei capace anch'io se faccio tutto in Cina e non ho la capacità minima di attirare marchi di lusso che non siano in licenza. Però io non voglio neanche parlare dell'amministratore delegato, io voglio parlare a questo punto dei mandanti, e i mandanti sono il gruppo AL, ma anche chi comunque dà una partnership come Kering e poi non mantiene quelle lavorazioni in Italia che, essendo marchi di lusso, dovrebbero mantenere. Senta, da questa mattina assemblea e sciopero. Sì, assemblea e sciopero è il primo... È la prima botta calda. Poi noi avremo tutta una serie di iniziative che dovremo definire come coordinamento, perché ci coordiniamo fra gli stabilimenti di Longarone, di Padova e di Santa Maria di Sala, e non sarà una cosa che durerà poco tempo. Posso dire che faremo tutto quanto il possibile per la salvaguardia di questa fabbrica, anche blocchi stradali, anche proteste il più eclatanti possibili, perché non possiamo neanche pensare
di perdere questo stabilimento. Quanti lavoratori? 470, più di 470 ancora, tenendo presente che questa era un'azienda che nei tempi d'oro ha avuto fino a 1300 lavoratori. Quanti ne avete persi nel 2019? Nel 2019 ne abbiamo persi più di 500. Adesso, quando si parla già di un piano per il reinserimento lavorativo di queste persone, voi ci credete? Non voglio neanche sentirne parlare. Sono stanca anche delle istituzioni che comunque dicono tanto lavoro ce n'è. Sono stanca di questa cosa, innanzitutto perché noi non possiamo più permettersi di utilizzare ammortizzatori sociali che sono soldi della collettività con un'azienda che guadagna 1 miliardo. E non possiamo più farlo anche perché in questa situazione di difficoltà salariale enorme che vivono i lavoratori la cassa integrazione paga la metà. Quindi non voglio neanche sentire parlare né di ricollocazione in questo momento né di ammortizzatori sociali. L'azienda va salvata nel suo complesso e Safilo qua deve rimanere perché qui è nata e a meno di non trasformarsi in un'altra cosa e ripeto cambiassero il nome, Longarone deve rimanere dov'è. Grazie a Denise Casanova. Insomma, avete sentito qual è lo stato d'animo in questo momento. È sicuramente una notizia drammatica quella che è arrivata ieri sera. Vedremo nel proseguo delle trattative come evolverà. E certo che questa trattativa, questo tira e molla a sfinimento sta sfiancando i lavoratori, l'avete sentito, sono oltre 400 e così davvero avanti non si può andare. Questa è la provincia che tra 3 anni ospiterà le Olimpiadi 2026, ci sono treni di miliardi per le infrastrutture, ma per il lavoro in provincia di Belluno si spende poco, troppo poco per non dire nulla. Esatto. 80 milioni per una pista di bob che voglio dire per lo spot, però quando si tratta di impegnarsi tutti quanti per la salvaguardia del lavoro le questioni sono un po' più difficili perché probabilmente sono meno di charme, meno di facciata. Se tutti insieme ci mettiamo d'accordo che questo stabilimento deve rimanere dov'è e Safilo non può dismettere, probabilmente una chance ce l'abbiamo. È già successo che quando le istituzioni, i sindacati, i lavoratori, la società civile si sono messi insieme in questo territorio una fabbrica l'abbiamo salvata. Parliamo di Ceramica Dolomite, ringraziamo nuovamente Denise Casanova, vi restituisco la linea allo studio, tutti gli aggiornamenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. A voi. Grazie alla nostra Tiziana Bolognani in diretta da Longarone, grazie. Adesso noi facciamo un passaggio da Belluno, andiamo nel Padovano. La notizia che vi abbiamo dato ieri della 84enne, l'anziana purtroppo rimasta intrappolata nel suo appartamento mentre andava a fuoco, ha perso la vita. Noi siamo riusciti a sentire la figlia Marta che raccontava quanto accaduto. Ovviamente oggi il Comune di Padova sta facendo le dovute indagini perché si trattava di una palazzina quindi edilizia residenziale pubblica. I vicini di Angelina Favaro ne ricordano l'animo nobile, ricordano l'anziana loro amica. Che aprire la porta, trovarmi tutto questo fumo, un odore che non si respirava e non era mai successo niente, ma sa cos'era di brutto? Che queste case sono di cartongesso. E allora ho detto adesso ci bruciamo tutti. Io ho 83 anni, non ho mai passato un'ora e mezza brutta come quella di ieri sera, mai. Credevo di diventare matta. Una notte con il cuore in gola per i residenti del condominio di via Baiardi 47, dove lunedì sera ha perso la vita Angelina Favaro, 84 anni, soffocata dal fumo dell'incendio divampato nel suo appartamento. Cosa sia accaduto verso le 20 lo stabilirà l'indagine condotta dai carabinieri che restano in attesa delle perizie dei vigili del fuoco. Verifiche sono scattate anche da parte del comune. Sul posto nella notte tragica dell'incendio il vice sindaco Andrea Michalizzi e l'assessore alle politiche abitative Francesca Benciolini. Intanto restano sotto shock le figlie di Angelina Favaro come Marta. Non so cosa dirle, cioè lo stabile avrà avuto 40 anni, avrà più di 40 anni sì, però
Una donna amata da tutti, Angelina Favero, così il ricordo della signora Stefania, sua vicina. La signora, quella che è successo, era la migliore del condominio, perfetta, brava, aveva tutte le qualità che io avrei voluto averle io. Quindi lei la conosceva molto bene. Tanto, ma 2 mesi fa è morto il marito. No, era cambiata, sa. Era proprio triste. Restiamo a Padova, eravamo nel quartiere di Mortise, restiamo a Padova, la giornata della memoria, sapete che a Padova c'è il Giardino dei Giusti, andiamo con le immagini a vedere la celebrazione di questa mattina. 1943, anno terribile, in ogni città d'Italia, in ogni luogo dove risiedono ebrei, iniziano la caccia, casa per casa, le delazioni, i rastrellamenti. Con una composta cerimonia nel cortile di Palazzo Moroni, anche Padova e le sue istituzioni hanno celebrato la giornata della memoria, non un freddo rituale, ma un momento di riflessione. Non impariamo niente, questo è grave, perché continuiamo, questa è una giornata importante, il ricordo deve essere, mi fa piacere che sono molti ragazzi, perché bisogna ricordare quello che è successo, milioni e milioni di ebrei massacrati in maniera incredibile, massacrati dalla stessa gente che fino al giorno prima erano amici, stavano assieme, incredibile. Quello che succede, noi umani siamo veramente pazzi. L'attualità con gli orrori della guerra in Ucraina però raccontano di un mondo che non vuole imparare. È accaduto che europei abbiano voluto sterminare altri europei e siamo in questo momento a distanza di quasi un anno da altri europei che vogliono sterminare altri europei. Quindi ha ragione Primo Levi, no? Meditate che questo è stato, se è stato vuol dire che si ripete. Le parole della senatrice a vita Liliana Segre hanno colpito l'opinione pubblica. L'antidoto è inevitabilmente lo studio. Dobbiamo appunto trovare nuovi percorsi per la memoria e dobbiamo soprattutto nelle scuole incentivare i ragazzi a studiare la storia, a studiare quelli che sono stati i meccanismi che hanno portato alla dittatura fascista, in Germania alla seta del nazismo. Restiamo a Padova, vi facciamo sentire le parole del questore Antonio Sbordone che nel corso della serata dedicata al giorno della memoria alcuni giorni fa ha presentato il libro dell'ispettore di polizia che ha scritto il libro in forma di essere umano dedicata alla cattura di Eichmann. Si tratta di Riccardo Cazzaniga, è stato presentato al Teatro Verdi alcuni giorni fa e allora noi vi facciamo ascoltare le sue parole perché il questore ha preso il microfono e ha tenuto un discorso di 13 minuti. Abbiamo tagliato un pezzettino per voi per farvi ascoltare che cosa ha detto dal palco del Teatro Verdi. Io sono stato indotto ad una riflessione anche da una vicenda personale. Qualche anno fa ero questore a Ferrara, è una città in cui la questione ebraica e della Shoah è particolarmente sentita, si organizzano vari eventi. Io ero appena arrivato perché mi insediai proprio in questo periodo dell'anno a Ferrara, il periodo delle rievocazioni della Shoah, e fui, devo dire, portato, perché appunto ero appena arrivato, l'evento era già organizzato in una nostra caserma della polizia, dove ascoltai vari eventi in cui si ricostruiva che in quella caserma dei poliziotti avevano portato ebrei e altri prigionieri prelevati dal carcere e da altri siti, li avevano lì costretti per qualche giorno e quindi accompagnati ai treni che li conducevano al campo di Fossoli in provincia di Modena e da lì partivano per Dachau. Quindi io ero stato brutalmente appunto messo di fronte al fatto che dei poliziotti come me avevano segregato queste persone, innocenti evidentemente, e l'avevano avviate a un destino di indicibili sofferenze e di morte. E sentì, come dire, un bisogno urgente di ricerca, di cercare appunto i giusti, di cercare tra i poliziotti quelli che si erano distinti con una scelta orientata verso il bene. E quindi chiedemmo all'Istituto Storico di Ferrara, con l'ausilio di studenti delle scuole, di fare appunto una ricerca e vennero fuori dei nomi, molti nomi di poliziotti
che avevano fatto la scelta giusta. E ne voglio citare 3. Giuseppe Baratta. Giuseppe Baratta era un giovane agente di pubblica sicurezza, aveva poco più di 20 anni e era stato assegnato alla questura di Perugia, faceva servizio in quegli anni sul lago Trasimeno e i tedeschi in ritirata avevano intenzione di trucidare una trentina di ebrei che erano prigionieri sull'isola Maggiore, sul lago Trasimeno. Giuseppe Baratta, insieme a Don Ottavio Posta, che era il parroco dell'isola, e insieme a dei pescatori, con la collaborazione dei pescatori, portarono questi ebrei con le barche dall'altra parte, sull'altra sponda del lago, li nascosero per alcuni giorni in un bosco, li fecero andare via, li salvarono. Non ne parlava Baratta di questa vicenda per una sorta di pudore che ha accompagnato e ha molto, sia le vittime che coloro che hanno fatto questa scelta proiettata appunto al bene, alla salvezza delle persone. Emilio Cellurale era un commissario invece di polizia, originario del Molise, aveva sui 40 anni quando fu assegnato alla questura di Parma, dirigente dell'ufficio immigrazione, e anche qui lui, soprattutto attraverso la falsificazione di documenti, riuscì a salvare numerosi ebrei, e anche lui non parlava. Poi la vicenda è stata ricostruita da uno storico, Gianfranco Cialdini, che è riuscito appunto anche a far parlare qualche parente che ha raccontato, il nipote mi pare, che ha raccontato che il nonno riteneva di aver fatto il suo dovere e parlava malvolentieri di queste vicende, probabilmente anche per una sorta di, di pudore appunto per le persone che invece non era riuscito a salvare. Allora, questo è soltanto un pezzettino del discorso di Antonio Sbordone, questore di Padova, l'occasione della presentazione del libro di Riccardo Gazzaniga, vice ispettore della Polizia di Stato. E di libri in qualche modo continuiamo a parlare, restiamo nel quadro del Giorno della Memoria e vi presento Paolo Massignan, che è qui con me, ci ha raggiunto in studio. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Lei vive a Padova, ma insomma questa mattina per lei è stata una giornata molto lunga, lei arriva da Vicenza, è stato ad una commemorazione. Esatto, sì. Sono stato alla posa, alla commemorazione organizzata dal Comune di Vicenza con la posa di alcune pietre d'inciampo, tra le quali 2 dedicate ad amici di papà citati nel libro di cui penso parleremo. Tra poco. Paolo Massignan è figlio di Luigi Massignan, Gino Massignan, originario di Montecchio Maggiore. Sì. Deportato a Mauthausen, uno dei pochi sopravvissuti. Papà è venuto a mancare 2 anni fa, sì. Paolo, e diversi anni fa ha deciso e scelto di portare la sua esperienza all'interno delle scuole. Ci è voluto un po', no, per riuscire a trovare il coraggio di tornare a parlarne, sì. E in questo è anche bello un po' fare un collegamento con quello che ha detto il Questore. Tante volte chi ha parlato, chi ha potuto trasmettere quello che è stato lo ha fatto dopo un periodo di silenzio, un silenzio che probabilmente era importante per rielaborare, trovare la forza di raccontare, un silenzio che anche tu come figlio in qualche modo hai vissuto in famiglia, no? Sì, certamente il silenzio è durato molto, nel senso che il papà ci parlava, alle mie sorelle, ho 3 sorelle, a noi parlava delle sue vicende della guerra. Prevalentemente, preferiva parlare e raccontare episodi della vita partigiana piuttosto che del campo di concentramento, su cui accennava appena. La cosa si è un po' sbloccata, nel 1999 per la precisione, quando sotto nostra sollecitazione si è deciso a scrivere qualcosa, a scrivere perché noi dicevamo: a noi tu hai raccontato qualcosa, ma ai tuoi nipoti, o perché sono piccoli o perché devono ancora arrivare, non può giungere la tua voce, sarebbe triste. E allora questo l'ha sbloccato e lui ha
deciso di scrivere qualcosa. Infatti il libro è proprio dedicato, no, ai nipoti, lui parla ai nipoti, in qualche modo parla alle generazioni del futuro, no, a chi è nato e cresciuto senza aver conosciuto la guerra e quindi e parla tra l'altro in una maniera estremamente diretta, estremamente pulita, è vera, senza fronzoli. Lui racconta la verità, ve lo facciamo vedere perché ovviamente l'ho portato qui in studio, eccolo qua, Ricordi di Mauthausen. Questo è il libro scritto da Luigi Massignan. C'è qui nella copertina la matricola, no, esatto, di Luigi, quella che lui nel libro definisce la sua carta d'identità. Io ero questo, il numero 115-609, IT, il triangolino rosso era per definire che faceva parte degli italiani, no? Italiano e prigioniero politico, perché il triangolo rosso definiva la caratteristica, uno poteva essere prigioniero politico, omosessuale, zingaro, eccetera. Il triangolo rosso era per identificare i prigionieri politici. Allora, ci sono diverse riflessioni che fa il papà in questo libro, alcune secondo me sono veramente importanti, perché lui cerca di trovare una ragione a questa crudeltà, no? Cioè lui ragiona e soprattutto racconta come l'obiettivo, no, dei suoi carnefici, dei carnefici delle persone con cui ha condiviso questa esperienza terribile, era quello di togliere la dignità, strappare la dignità, che è un po' il rischio che corriamo anche oggi quando siamo vittime di discriminazione. Sì, direi che questo era proprio il punto fondamentale, perché nei racconti, anche quando lui diciamo, amava soprattutto parlare alle scuole, ai ragazzi nelle scuole, e raccontava sì episodi anche drammatici, diciamo, del campo, però erano sempre propedeutici, diciamo così, a un ragionamento, arrivare a capire perché e come si possa essere arrivati a tanto, fra l'altro in una nazione come la Germania, che era sicuramente una nazione che poteva essere considerata la culla della civiltà all'epoca. E anche ieri ho sentito un discorso analogo in cui si diceva: attenzione, quello che è successo non è successo in un pianeta fuori dal mondo con persone diverse da noi. È successo con persone uguali a noi e qua in Europa. Quindi cos'è che può portare a questo? Cosa ci deve insegnare questo? Lui voleva che i ragazzi ragionassero molto con i loro insegnanti su queste motivazioni, perché secondo lui uno degli aspetti fondamentali di questo problema, diciamo così, è stato il disinteresse, il fatto di girare la testa dall'altra parte, ecco, da parte di tanti. E poi c'è la sete del potere, no? Che lui racconta in questa maniera così incredibile, questa sete del potere che rende, trasforma le persone, capace di trasformare le persone, che è un po' quello che ci racconta anche l'attualità, che ci restituisce l'attualità, se pensiamo a quello che sta accadendo in Ucraina. Sì, sicuramente l'interesse porta a non guardare all'altro a proprio favore, però ripeto, quello che il concetto dell'indifferenza a cui contrapporre invece la solidarietà e l'impegno civico erano veramente i pilastri su cui lui fondava la sua discussione con i ragazzi. Effettivamente anche il fatto di come arrivare a questo, sempre ieri porto parole, il primo passo era quello di togliere la dignità. Questo è avvenuto sia con gli ebrei, in cui si è costruito con la propaganda, diciamo, il fatto che fossero persone che non erano degne inferiori e questo è stato costruito lentamente ma in modo ben preciso. La stessa cosa avveniva all'interno del campo. La prima cosa era togliere la dignità, infatti diventavano numeri, venivano chiamati per numero, arrivavano a vivere per sopravvivere, quindi senza l'interesse per l'altro. Abbiamo trovato, Paolo, la foto di papà, io l'ho trovata qua su internet, poi vediamo se riusciamo ad ingrandirla. Eccolo qua, il ricordo di Luigi Massignan. Questa è una serata che era stata organizzata dai Lions, ma insomma era per farvi vedere la foto di Gino Massignan. Allora, la cosa bella che colpisce anche all'interno del libro, no? Papà aveva tanta fede, si rivolge diverse volte alla Madonna di Monteberico e racconta anche un episodio bellissimo
bellissimo del libro è la messa di Pasqua, che sono riusciti a celebrare di nascosto, e per loro quella è stata una cosa enorme, una cosa grandissima. Il racconto anche della fede sua e di tante altre persone deportate come lui, che affidavano la propria sorte alle preghiere, così fa percepire uno stacco enorme rispetto alla realtà che viviamo oggi. Questa fede ve l'ha trasmessa papà, è sempre stata molto forte nonostante tutto quello che è accaduto e quello che ha visto. Sicuramente lui è stato sempre molto, ha avuto una fede molto forte, molto religioso, ci ha trasmesso sicuramente i valori cristiani, ecco, questo sì. E credo che la fede, lui lo dice, l'abbia aiutato in quelle situazioni, oltre al fatto, come scrive proprio lui, di essere in buona forma fisica e soprattutto di credere in quello per cui loro lottavano e rischiavano la vita. Naturalmente poi c'è stata anche una dose di fortuna, come dice lui, perché in queste situazioni bastava una virgola per perdere la vita, e quindi... Qual è il passaggio che più forte per te all'interno del libro, il passaggio che in qualche modo ti restituisce anche tutto il non detto di papà, perché papà ha detto anche nel libro io ho cercato di andare oltre per tornare a vivere, anche se c'erano dei momenti, anche queste sono delle parole veramente importanti, a volte quando mangiavo mi sentivo osservato, quasi mi sentissi in colpa perché finalmente io stavo mangiando, in colpa, questo senso di colpa di chi ce l'ha fatta rispetto agli altri. Sì, infatti lui il senso di colpa ce l'aveva ancora, non lo esplicitava, spesso diceva mi rendo conto che non avrei potuto fare qualcosa in più, ma nello stesso tempo ritengo che in qualche occasione forse avrei potuto fare. Era un discorso così teorico, perché evidentemente lì non era possibile fare qualcosa per gli altri, però lo logorava, e queste cose sono venute fuori, questa sua, non agitazione, non mi viene il termine, negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi di vita proprio, quando aveva perso un pochino diciamo, il controllo dal punto di vista psicologico, così era un po' una normale confusione mentale che può avere una persona di oltre 100 anni, esatto, emergevano questi stati di ansia, di preoccupazione, anche nel sonno, anche di giorno si sognava situazioni che evidentemente erano... Papà poi è diventato psichiatra. Sì. Quindi la scelta di continuare, insomma, il suo percorso di medico, lui è entrato nel campo di concentramento come medico, anche questo racconta forse l'ha un po' salvato rispetto a un destino... Lui non era ancora laureato, però si è presentato come medico e di fatto però poi è entrato nel cosiddetto Sonderkommando, cioè nel comando di chi lavorava, faceva dei lavori, non è che abbia operato come sanitario, se non per poco tempo dopo la liberazione, perché aiutava gli alleati in qualche modo, ecco, prima di andare in coma per il tifo petechiale, quindi è stata anche lì una pausa. Cosa mi colpisce del libro non lo so, perché ci sono diversi punti, diverse cose, è difficile dirlo. Senz'altro questo senso di angoscia, anche quello che lui racconta ad esempio di padre e figlio Fracondi, come questo padre si sentisse responsabile di quello che stava succedendo al figlio, di come fingesse quasi di non aver fame per passare il boccone al figlio. Ecco, ci sono tanti episodi. Paolo, devo andare in pubblicità, ma tra pochissimo torneremo a parlarne, anche perché abbiamo avuto testimonianza, tante testimonianze, tanti libri scritti e poi diverse rappresentazioni anche dall'industria cinematografica, ad esempio, no? Che ha provato a raccontare, a riportare quello che è stato. Vorrei chiederti come li vedeva, come li commentava queste rappresentazioni papà, no? Cioè da una persona che l'ha vista e anche come vedeva, come viveva il giorno della memoria degli ultimi anni, insomma, della sua vita. Quindi andiamo in pubblicità e poi torneremo a parlare della testimonianza, della grande testimonianza di Luigi Massignan.
Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antena 3 Nord-Est. Ci facciamo aiutare da Luigi Massignan, sopravvissuto a Mauthausen, che ha scritto un libro, ha raccontato la propria storia. Ci facciamo aiutare dalle sue parole, dalle parole del figlio che è qui con me, Paolo, terzo, sono 3 i figli, no? Mi dicevi Paolo? 3 sorelle. Ah, allora sono in 4. Sono in 4, ci facciamo aiutare dalle loro parole, dai loro ricordi per parlare del giorno della memoria, ma anche per provare a mantenere viva e attiva una memoria, no Paolo? Per fare in modo che il sacrificio del papà, anche il sacrificio di trovare il coraggio di scrivere, di tornare a ricordare quello che è stato, per consegnare nelle mani delle future generazioni un'eredità che non deve essere perduta, anche alla luce delle cose che stiamo vedendo. Prima abbiamo parlato insieme alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di discriminazioni, di quello che ancora purtroppo oggi accade e accade proprio vicino a noi. Sì, accade vicino a noi nel senso in stati, in paesi vicini a noi, e forse accade anche all'interno del nostro paese in alcune situazioni. Il concetto dell'indifferenza di fronte a situazioni di ingiustizia, che forse è stato alla base della possibilità di costruire il fascismo e il nazismo, si può ripetere anche adesso, anche nelle piccole cose. Una cosa che appunto, torno a dire, ci teneva il papà con gli insegnanti a ragionare insieme ai ragazzi, perché in fondo anche il ragazzo che vede, non so, bullizzare un suo amico, però fa finta di niente perché tutto sommato non è una cosa che mi interessa, è un piccolo segnale, no? Allora, noi dobbiamo stare attenti, credo, nella storia, cioè la storia dovrebbe insegnarci a cogliere quelli che sono i segnali che possono portare a situazioni di pericolo. Papà l'aveva intercettato, no? Questa atmosfera anche di grandi divisioni, no? Soprattutto degli ultimi anni della nostra società, te ne parlava? Sì, in senso generale sì, ne parlava, nel senso che lui diceva dove vengono a cadere i principi della dignità dell'uomo, cioè i valori fondamentali che sono alla base della dignità dell'uomo, ecco lì si creano le crepe dove poi può crescere un male, come è stato definito. La parola più forte, quella che ricorre maggiormente, è proprio quella legata all'indifferenza, sì. No? Perché papà racconta di quello che vedeva, in situazioni così di sofferenza estrema si arrivava a litigare per un tozzo di pane, l'indifferenza tremenda di fronte alla morte che lui ha dovuto provare per riuscire anche a sopravvivere, perché appunto racconta che nello stanzone in cui lui era dormivano in 6 per letto, alcuni dovevano essere buttati giù perché non ci stavano, cioè si creava veramente una situazione di indifferenza da una parte, ma anche di grande unione e di grande forza che ci si poteva dare, cioè l'uomo ha questo grande potere, no? Poi sì. Forse lì diciamo che l'indifferenza era soprattutto quella che c'era fuori quando venivano viste determinate situazioni prima di arrivare all'estremo, e forse anche quelle delle persone che non si sa bene mai fino a che punto si sapesse o non si sapesse dei campi, ma anche prima di arrivare alle leggi razziali, se pensiamo, c'erano tante situazioni che sono state vissute come indifferenze e hanno permesso di arrivare a questo. All'interno dei campi c'era una situazione che era stata creata scientificamente, diciamo così, per cui l'uomo era ridotto in una situazione talmente degradata da far fatica ad accorgersi del vicino, dovendo pensare soprattutto a se stesso, anche se esistevano forme di solidarietà anche all'interno, che avevano forse un particolare valore, insomma, in questo caso. Dato incredibile, impressionante, quando papà racconta sono arrivati gli americani, hanno fatto un grande errore perché hanno iniziato subito a distribuirci del cibo, ma del cibo vero, e purtroppo alcuni di loro che
potevano finalmente vedere la luce della liberazione sono deceduti perché quell'alimentazione ormai per loro non andava più bene, vero, no? sì. E da lì hanno dovuto fare il cambio e passare ad esempio al semolino, cioè, quindi racconta anche delle cose che non sono mai state raccontate, no? Cioè queste verità che sono al di sotto, insomma, delle grandi parole con cui l'Olocausto è stato definito. Quindi papà va veramente nel dettaglio, ad esempio anche quando racconta che alcuni di loro avevano scritto quello che stava succedendo, l'avevano scritto in alcuni bigliettini nascosto pur che si sapesse, no? Sì, che infatti uno dei drammi che lui racconta è che c'era la paura che oltre a morire nessuno venisse a sapere quello che era successo, che sarebbe stato morire 2 volte e morire per niente. Per cui appunto gente ha nascosto e per fortuna qualcosa è stato trovato, chissà quante cose non sono state trovate. D'altra parte è una cosa diffusa e raccontata da tanti che sono sopravvissuti, che al rientro la gente faceva fatica ad ascoltarli, un po' perché anche chi era rimasto non è che avesse vissuto un periodo felice, cioè aveva vissuto tante disgrazie, aveva avuto morti, fame, eccetera, quindi non aveva voglia di sentire ulteriori racconti, e un po' perché stentavano proprio a credere che quella fosse la realtà, ecco, sembravano racconti quasi esagerati. Papà tra l'altro non aveva le lacrime, no? Quando ha ritrovato la mamma, abbracciato la mamma, lui dice io non sono riuscito a piangere. Sì, ha detto che le aveva esauriti al confine, quando aveva visto il cartello che le aveva fatto capire che era arrivato in Italia, quindi è stato il momento in cui ha detto ma forse ce l'ho fatta sul serio, ha pianto talmente da prosciugarsi. Senti Paolo, tu stai raccogliendo un po' il testimone del papà, no? Con questa tua azione, oggi eri a Vicenza, un po' il tuo, è quello che senti, no, nel cuore? Sì, diciamo che con le sorelle abbiamo fatto anche questa riedizione del libro, perché questa è una riedizione del 2021 del primo libro, in cui abbiamo aggiunto la sua biografia e la biografia degli amici che lui cita e che hanno condiviso, ecco, questa esperienza, e anche alcuni documenti molto preziosi che abbiamo scoperto noi stessi nel 2010, no, nel 2020, chiedo scusa, e quindi anche se il testo è quello, però è diciamo solo arricchito, e sì, cerchiamo di portare avanti questo discorso, e devo dire che vorrei proprio ringraziare gli insegnanti, alcuni in particolare di Montecchio e di Valdagno, che portano avanti questo discorso con le scuole, perché se non c'è, e papà lo diceva sempre, se non c'è una preparazione, cioè se questo mio intervento, diceva lui, nella scuola non è parte di un percorso in cui i ragazzi sono stati preparati e continuano anche dopo il mio intervento, suscito solo emozioni. Le emozioni si spegne in poche ore o in pochi giorni. Quello che è importante suscitare invece è memoria attiva, che sia utile per contestualizzare e attualizzare, insomma, Saremo capaci secondo te di raccogliere questa eredità quando anche gli ultimi sopravvissuti non ci saranno più? Saremo capaci di farlo, di raccontare? È una cosa che ho sentito ripetere molto in questi giorni, cioè cosa succederà quando, e di fatto ci siamo ormai, perché gli ultimi veramente testimoni sono veramente, si contano sulle dita di una mano, è un'eredità pesante da un lato per per la prima generazione successiva, che comunque ha sentito raccontare in diretta dai propri genitori, dai propri nonni queste storie. Saremo capaci, dipende se saremo capaci di far sì che la storia sia non nozionismo ma storia nel vero senso della parola. Tra l'altro è d'attualità le ultime minacce ricevute a Liliana Segre, per le quali Segre ha presentato denuncia. Tra le persone scoperte c'è anche questo chef Rubio, cioè persone che fanno parte e che hanno anche un'influenza, no? Oggi siamo nella società degli influencer, gli influencer hanno centinaia di giovanissimi che li inseguono e addirittura, non so se te lo ricordi Paolo, ma una delle influencer più importanti, Chiara Ferragni, aveva detto voglio parlare di Liliana Segre. È importante secondo te che accada anche questo, cioè che ci sia questo passaggio? Questo non lo so sinceramente, perché è un mondo un po' che io non conosco. Dipende sempre come viene fatto, perché se diventa lo scoop
fine a se stesso credo che serva poco. Se è una via per far sì che comunque alcuni ragazzi si mettano in contatto con una realtà e magari, perché mi pare che la Segre aveva detto, beh, ben venga anche questo, se è un modo per... È un linguaggio nuovo, esatto, sostanzialmente. Credo bisogna anche accettare questi linguaggi. Ad esempio, riuscire però a fare anche un collegamento, nel senso, le giovani donne che in Iran in questo momento rischiano la vita in modo, cioè, con un coraggio che io non avrei, sono sicuramente confrontabili con i giovani che nella resistenza italiana hanno rischiato la loro vita. E questo succede in Iran, ma succede anche in altre parti. Questo bisognerebbe riuscire a far sì che fosse argomento di discussione e di approfondimento. E commentando il diario di Anna Frank, una docente importante, ex prorettrice dell'Università di Padova, aveva detto: le parole di Anna Frank devono insegnarci e sono state scritte per aiutarci a inorridirci, a darci la capacità di inorridirci di fronte a qualsiasi tipo di violenza. E noi continuiamo purtroppo a parlare di violenza, fa parte della nostra attualità. Che cosa rimane secondo te, Paolo? Cioè, che cosa possiamo fare per riuscire ad inorridirci sempre di fronte a questa violenza, ad non abituarci a questa violenza? È una domanda da 100 milioni. Comunque credo che sia sempre il problema di una scala di valori. Cioè se nella scala di valori dell'uomo prevale quello della dignità e del fatto che questa non possa essere azzerata e quindi che non possa essere usata violenza in nessun modo, allora è un conto. Se no, se cambiano gli obiettivi, allora la violenza può diventare uno strumento banale per ottenere quello che si vuole. È importante anche che la politica sia da esempio, no? La politica, la giustizia siano da esempio per tornare a ribadire, no, determinati valori che devono essere fondanti dell'umanità. Certamente. Paolo, grazie per essere stato con noi, per aver portato qui in questa sede la testimonianza di papà. Grazie a te e alle tue sorelle per quello che state facendo per continuare a tenere sempre alto e sempre vivo il ricordo di quello che è stato. Ricordi di Mauthausen è il libro scritto da Luigi Massignan. Grazie Paolo Massignan per essere stato con noi in questa lunga diretta dedicata al Giorno della Memoria. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna questa sera su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Arrivederci.